Radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ehi gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL. La tua radio. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 7 di ottobre del 2020, mercoledì. Vediamo subito le agenzie di stampa. Lansa.it apre con il nuovo DPCM, anzi verso il nuovo DPCM, mascherina sempre con sé, multe fino a 1.000 euro è il titolo d'apertura. È stato rinviato alle 11 di oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 31 gennaio dello stato d'emergenza e per il varo del nuovo decreto con la normativa misure anti-Covid. Il Consiglio dei Ministri si tiene dopo il voto della Camera sulla risoluzione di maggioranza che autorizza il varo dello stesso DPCM, del decreto Presidente Consiglio dei Ministri. Lo ha detto il Ministro per i rapporti col Parlamento D'Incà ai capigruppo. La conferma di tutte le misure anticontagio finora previste, con introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto e per ora nessuna nuova stretta sulle attività produttive, quanto prevederà il nuovo DPCM sul Covid. I ministri hanno ribadito un percorso di massima condivisione in ogni passaggio. Ci si tornerebbe a confrontare se in futuro si rendesse necessaria una stretta agli orari di apertura di negozi o altre attività, ma il nuovo DPCM non prevede nessun limite in tal senso. Dovrebbe avere una durata di 30 giorni. In caso di aggravamento dei contagi, chiusure selettive. Si legge invece nella bozza della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la NADEF, che approderà in Consiglio dei Ministri, scrive l'agenzia ANSA. Per quanto riguarda poi i contenuti, l'obbligo è quello di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa, la possibilità per il governo di disporne l'uso obbligatorio anche all'aperto. L'articolo 1 prevede l'obbligo di avere sempre con sé fuori dall'abitazione dispositivi di protezione, la mascherina, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli anticontagio previsti per specifiche attività economiche e produttive. Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i 6 anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l'uso della mascherina. Sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi non rispettasse l'obbligo di mascherina all'aperto. Le regioni possono adottare solo misure anticontagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del governo, così in estrema sintesi. Contagi stabili 2.677 casi, scrive ancora l'agenzia ANSA, e poi il buco dell'ozono che ha raggiunto la sua massima estensione, e ancora dal primo piano dell'ANSA nuovo picco di contagi in Gran Bretagna, mentre a Berlino si chiudono i locali alle 23. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito dalla pandemia, seguono India e Brasile. Nel Regno Unito oltre 14.500 casi
In 24 ore Berlino ha disposto la chiusura di locali e ristoranti dalle 23 alle 6 del mattino. Durante la notte potranno restare aperti soltanto i benzinai, che però non potranno vendere alcolici. Anche il numero dei partecipanti alle feste private viene ridotto a 10, era 25. La pressione provocata dalla pandemia a Berlino sale. Il numero dei nuovi casi positivi a Berlino in 24 ore 301. In länder come lo Schleswig-Holstein, alcuni quartieri della città, fra cui Mitte, sono definite zone a rischio. Allarme anche in Belgio. In Spagna 11.998 nuovi casi nelle ultime 24 ore, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Schiaffo a Trump, la Food and Drug Administration, l'FDA, vara la stretta per lo sviluppo del vaccino, scrive ancora l'agenzia ANSA. L'agenzia del farmaco, la Food and Drug Administration statunitense, ha pubblicato linee guida per lo sviluppo del vaccino anti-Covid che in precedenza erano state bloccate dalla Casa Bianca. Indicazioni più severe che difficilmente porteranno ad autorizzare il vaccino prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre, come avrebbe voluto Donald Trump, da cui lo schiaffo, di cui parla l'agenzia ANSA appunto. Ha approvato il DEF, in arrivo riforma in 3 anni e patto fiscale, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Via libera del Consiglio dei Ministri alla nota di aggiornamento al DEF, la NADEF, il documento di economia e finanza, col nuovo quadro macroeconomico, che farà da cornice alla prossima finanziaria, alla prossima manovra. Definisce il perimetro, la nota di aggiornamento di finanza pubblica, nel quale si iscriveranno le misure della prossima legge di bilancio e le sovvenzioni della Recovery and Resilience Facility, che avranno un valore complessivo pari al 2% del PIL, 35 miliardi insieme alla finanziaria. Gli interventi saranno rivolti a sostenere i lavoratori, i settori produttivi più colpiti, a valorizzare le risorse messe a disposizione dall'Europa, Next Generation EU, per realizzare investimenti e riforme di vasta portata e profondità. Un'ampia riforma fiscale è prevista ancora, una strategia economica per far ripartire il paese, tutte queste belle naturalissime cose, mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA rifiuta la mascherina fermata a Napoli per resistenza. Invitata a indossarla, reagisce colpendo un agente. Viene arrestata, tra virgolette, cioè fermata sostanzialmente. E poi le tolgono lo stomaco per errore. 2 anni al chirurgo, giudice di Monza, medico e multimedica, provvisionale di 300.000 euro per la donna. Vediamo anche l'agenzia ADN Cronos e poi andiamo ai quotidiani di oggi. ADN Cronos anch'essa apre col nuovo DPCM, verso il nuovo DPCM, perché ieri alla Camera è mancato il numero legale sulla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Speranza. Comunque, tra le misure del nuovo DPCM, anche i tamponi obbligatori per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca, e poi mascherine all'aperto o multe fino a 1.000 euro. Negli Stati Uniti Biden no al secondo dibattito se Trump è ancora positivo, dice il candidato democratico, e poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, speranza di un vaccino entro fine anno. E ancora Trump, il Covid è meno letale dell'influenza, e Facebook cancella il suo post, il suo commento scritto dal presidente a poche ore dal suo rientro alla Casa Bianca. Il social di Zuckerberg, Facebook, rimuove il commento perché viola le regole imposte per limitare la disinformazione sul Covid, mentre sul Vaticano, argomento del quale pure parleremo oggi nella rubrica Gli Scorretti con Carlo Cambi, a partire dalle 9.30 qui su RPL, dal Vaticano Gran Maestro Magaldi che dice: ma che dama di becciu, Cecilia è una persona corretta. Questa signora però parla oggi con la verità, come vedremo con Giacomo Amadori. Cecilia Marogna, una donna sarda al centro delle vicende relative al cardinale Becciu. Cecilia Marogna mi è sempre sembrata persona molto rigorosa, una a cui piace l'intelligence, i servizi segreti e le relazioni internazionali, per attivare relazioni commerciali proficue alla luce del sole e non loschi affari. A parlare in questi termini Gioele Magaldi, Gran Maestro del Grande Oriente Democratico di massoneria, nonché presidente del movimento Roosevelt, movimento politico metapartitico nel quale figura anche la Marogna, la sua più o meno affiliata. In un'intervista alla DN Cronos
Magaldi, il gran maestro appunto del grande Oriente democratico, da lui fondato in scissione con le appartenenze ufficiali massoniche italiane, fa un ritratto di quella che è già stata ribattezzata la dama del cardinale Becciu, licenziato dal Papa in relazione agli scandali che hanno scosso il Vaticano. Cecilia, dice Magaldi, non mi pare tipo da andarsi a imboscare in spese improprie, di solito non mi sbaglio sulle persone. Come è nata l'amicizia con la sarda Cecilia Marogna? È stata nel movimento Roosevelt fin dal primo momento. Ha organizzato la presentazione del mio libro Massoni con Pino Cabras, parlamentare dei 5 Stelle, a Cagliari. Un'amica con un ruolo di dirigenza nel movimento Roosevelt. Non conosco bene le contestazioni, ma ho stima di lei, non la vedo imbarcarsi in spese improprie. Magaldi dice che la Marogna non è una massona e parla di come la donna abbia conosciuto Flavio Carboni, il mitico P2, P3, P4. Fui io a metterla in contatto con Mario Ferramonti, segretario della Lega e amico di Carboni, ma tutte cose abbastanza alla luce del sole. Cecilia aveva curiosità di quel mondo, dice Magaldi. Fu Marogna a raccontare all'amico Magaldi dei contatti in Vaticano. Cecilia mi ha parlato di sue relazioni in Vaticano senza parlarmi di Becciu. Cecilia è persona di cui ho stima, bla bla bla. Poi vedremo la stessa Cecilia Marogna parlare appunto con la testata La Verità, con Giacomo Amadori. Anche Raggi, la sindaca, in isolamento, in autoisolamento, ha fatto un tampone, attende l'esito dopo la notizia della positività al Covid del suo capo di gabinetto. E poi Movimento 5 Stelle, di chi è il simbolo? Da Grillo a Casaleggio, l'intreccio sulla proprietà. Con questo lasciamo ADN Cronos, andiamo a vedere anche la pagina Facebook di Matteo Salvini. Invece di costruire, distruggono. Smontano quota 100 e la flat tax per le partite IVA, disastrano la scuola, tornano a porti e portafogli aperti per scafisti e clandestini, cancellando i decreti sicurezza e sostituendoli col decreto clandestini. Li fermeremo anche grazie al vostro aiuto e alle vostre firme. L'Italia merita di meglio, scrive Matteo Salvini in apertura della sua bacheca su Facebook. E noi andiamo ai quotidiani di oggi, come al solito partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale: sì alla mascherina sempre con sé. Da domani dobbiamo avere tutti la mascherina e indossarla in presenza di altre persone. Si torna alla situazione marzo-aprile nel tentativo di frenare i contagi. Ma l'obbligo di mascherina è l'unico provvedimento a entrare in vigore da subito. Alla Camera ieri è mancato il numero legale e il nuovo decreto sul quale il Premier Conte chiedeva massima condivisione da parte di tutte le forze parlamentari è destinato a slittare. Non tutti i partiti sono d'accordo e le regioni non condividono l'intero pacchetto dei provvedimenti. La giusta distanza è il titolo dell'editoriale firmato da Fiorenza Sarzanini, La seconda ondata, ci siamo dentro, stiamo meglio di altri paesi ma non stiamo bene, ci si continua ad ammalare, gli asintomatici devono stare in isolamento, troppe persone stanno morendo, non siamo ai livelli di marzo, quando si arrivava in ospedale senza respirare, adesso il sistema funziona, diagnosi tempestive, capacità di cura più elevata, ma il virus continua a circolare, colpisce giovani e anziani. In questi giorni di preparazione del DPCM, decreto del Presidente del Consiglio, si è parlato delle misure necessarie. Tra l'altro la chiusura anticipata dei locali pubblici, misura secondo alcuni necessaria per contenere gli assembramenti. Al momento il governo è stato frenato dalle proteste e ha deciso di lasciare libertà di intervento in questa materia ai presidenti delle regioni, scrive Fiorenza Sarzanini nell'editoriale del Corriere della Sera. Tutte le precauzioni, la giusta distanza, e il governo ha preferito puntare su un nuovo obbligo, la mascherina all'aperto. Il decreto prevederà eccezioni per chi fa sport o passeggia da solo in luoghi isolati, ma la regola sarà stretta per impedire che chi sta in luoghi affollati trasmetta il coronavirus, oppure che i ragazzi all'uscita da scuola si fermino in gruppo e vanifichino gli sforzi fatti all'interno delle aule. Da 8 mesi la nostra vita è molto peggiorata, dobbiamo stare attenti a ogni movimento, vivere col volto spesso coperto, mantenere la distanza anche dalle persone più care come genitori o figli. Non possiamo abbracciare o baciare amici e parenti, divertirci, ballare, stare nei locali dove si ascolta musica, partecipare a eventi mondani o culturali senza restrizioni. Se vogliamo visitare un museo, prenotare in anticipo, possiamo stare nelle sale solo qualche minuto, quando andiamo a una festa e ci avviciniamo agli altri rischiamo di essere additati come untori, anche i viaggi all'estero sono difficili, in alcuni casi impossibili.
La vita di noi è stata segnata dalla malattia di familiari e amici, dalla morte di una persona cara. Il Covid-19 ha caratteristiche che non conosciamo. Gli stessi scienziati sono divisi, ma una cosa è certa: più stiamo vicini, più ci contagiamo, come avviene per un raffreddore o un'influenza. Adesso che siamo in questa nuova difficile fase non possiamo sbagliare. È già accaduto quest'estate, quando la scelta scellerata di alcuni governatori di riaprire le discoteche ha fatto impennare la curva epidemiologica. La situazione è peggiorata col rientro dall'estero di chi aveva fatto vacanze in Grecia e Spagna senza precauzioni. Errori gravi li stiamo pagando, non possiamo permettercelo, rispettare le regole. Questa è la conclusione dell'editoriale del Corriere della Sera, firma di Fiorenza Sarzanini. Gli altri titoli: taglio alto, il governatore Zaia: noi responsabili, basta dirigismo, noi conosciamo i territori e non siamo i responsabili, dice il presidente del Veneto, intervistato da Cesare Zapperi. Il governo vuole lasciare margini di manovra alle regioni solo per interventi più restrittivi. Mi pare che non si voglia capire che siamo sulla stessa barca, dice Zaia. Ormai il Covid non riguarda solo il nord ma tutto il paese. Giochiamo a guardie e ladri? Le regioni hanno già dato nei mesi scorsi dimostrazione di responsabilità. Il Veneto è stato l'avanguardia in tema di test pungidito, tamponi rapidi e tanto altro. Sappiamo meglio noi cosa serve al territorio. Padrone a casa mia, ma no, dice Zaia, è anacronistico pensare a provvedimenti però rigidi come i binari di un treno. Questo dirigismo è il segno manifesto di una sfiducia nelle regioni. Spero sia un errore, che ci ripensino. Sarebbe grave se ci trovassimo ancora a questo punto. Non nego che serva una visione nazionale del problema pandemia, ma ricordo che in tema di sanità le regioni hanno competenza quasi esclusiva. Il governo mette paletti, lascia le regioni essere più severe se vogliono. Non basta? Per rispondere, dice Zaia, usa uno slogan che può parere tautologico: meno Stato dove ci vuole meno Stato. Qualcuno crede forse che il Veneto sia meno efficiente dello Stato? Quanto ai rapporti con Roma, c'è una questione fondamentale di fiducia, ma ce n'è una molto pratica. A Roma forse pensano che se noi prendiamo un provvedimento meno rigido di quello previsto da loro ci comportiamo come irresponsabili. Ho passato più di 140 giorni nella War Room, pronto a intervenire minuto per minuto. Non ho voglia di far casino, non penso di commettere reato di lesa maestà se dico la mia, ma così non va bene. Perché il governo abbia scelto questa strada non lo capisco. Già oggi un'ordinanza regionale è soggetta al controllo del governo. Non nego il ruolo dello Stato, rivendico il diritto di garantire risposte adeguate secondo le esigenze dei territori, che noi conosciamo meglio di chiunque altro. Sicuramente abbiamo visto un po' di tutto anche in tema di libertà delle regioni. Qualche esagerazione c'è stata, ma se a scuola un alunno si comporta male deve essere punita tutta la classe. Per me la parola d'ordine rimane autonomia. Parte tutto da lì. Per noi autonomia significa assunzione di responsabilità. A Roma continuano a viverla come sottrazione di potere. La differenza, conclude Zaia, è che a Roma ragionano su tabelle e carte. Noi abbiamo i malati fuori dalla porta. Ho grande rispetto per chi deve governare il paese, ma vorrei che fosse garantito anche a noi. Così sul Corriere della Sera Luca Zaia. Poi il deputato leghista Zicchieri: io con Salvini a Terracina sono positivo ma sto bene, dice Zicchieri. Tanto sempre dal Corriere della Sera andiamo a vedere anche gli altri titoli. Finiti gli alibi, si può lavorare? Massimo Franco, il commento politico. I ballottaggi hanno sgonfiato la bolla della paura per il sovranismo, hanno cancellato l'alibi su cui si è eretta la coalizione 5 Stelle PD. E insomma, adesso si può lavorare? Finiti gli alibi nella maggioranza? Di spalla invece andiamo negli Stati Uniti. La sfida di Trump: sarò al duello televisivo ma è giù nei sondaggi. Trump, dimesso dall'ospedale, non rinuncia all'appuntamento televisivo con Biden, ma i sondaggi lo danno dietro al rivale. E poi il Nobel per la fisica, premiati Penrose, Genzel, Gas, l'intelligenza libera che spiega i buchi neri, titola il Corriere, il commento del fisico Carlo Rovelli. Premiati per le scoperte sui buchi neri, i più oscuri misteri dell'universo. Il Nobel per la fisica al britannico Roger Penrose, 89 anni, Rainer Genzel, tedesco, 68enne, all'americana Andrea Ghezz, 55 anni. Torniamo all'Italia. Ecobonus. Basta un condomino su 3 per ottenere l'ecobonus. Sarà sufficiente il sì di 1/3 dei millesimi di proprietà di un edificio e si potrà accedere a un finanziamento, esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Con il Corriere, parla anche con il Corriere la signora Marogna, che parla anche con La Verità.
la dama del Becciu, del cardinale, l'ex cardinale Becciu, come abbiamo detto prima, i legami col cardinale, io Becciu i bonifici, così spesi il denaro, io al centro di uno scontro di potere, dice Cecilia Marogna, la donna coinvolta nel caso Becciu, che si difende anche dalle colonne del Corriere della Sera con un'intervista di Ferruccio Pinotti, che già aveva scritto libri sul Vaticano e la massoneria, usata come un pacco bomba, i fondi, mai fatto una fattura. La società slovena, i super bonifici, i giochi di potere in Vaticano, gli odi, le invidie. Cecilia Marogna, 39enne, sarda, definita la dama del cardinale, super consulente vaticana a cui Angelo Becciu ha fatto bonificare €500.000 in 4 anni, accetta col Corriere di andare a fondo sulla complessa vicenda, sulla base delle carte slovene che il Corriere è riuscito a visionare. La società creata da Marogna è la Logzig, costituita a Lubiana, 19 dicembre del 18. Una società sui cui bilanci non figurano movimenti, che non esibisce fatture ma solo compensi, sia alla Marogna che ad altri. Una SRL che ha come ragione sociale operazioni umanitarie, ma ad oggi non ha presentato il bilancio del 19. Signora Marogna, chiede Pinotti sul Corriere della Sera, lei ha davvero costruito per conto del cardinale Becciu una diplomazia parallela per evitare attacchi terroristici alle nunziature? Sì, risponde la signora Marogna, rivendico il risultato di aver costruito una rete di relazioni in Africa e Medio Oriente per proteggere nunziature e missioni da rischi ambientali e cellule terroristiche. Ciumbia. Perché aprire una società in Slovenia se i rischi sono in Africa e Medio Oriente? Ho aperto la società lì per motivi geopolitici, pensavo la prossima polveriera sarebbe stata quella dei Balcani e per incrementare i rapporti con Georgia, Ucraina, Serbia, Bosnia, Slovenia. La mia società Logzig è specializzata in operazioni umanitarie. In quanti siete nella Logzig? Ha l'aspetto di una società di copertura. Siamo 3 in organico, risponde la signora Marogna, cagliaritana, lobbista, esperta di intelligence e di tematiche internazionali. Ha avviato il rapporto col cardinale Becciu nel 2015, scrive il Corriere della Sera, ha ricevuto €500.000. Ma siamo in 3, di cui uno situato in Gran Bretagna, l'altro in Africa, ma la società è intestata a me. Chiaro che non possiamo fare bonifici in paesi blacklist, ma dovevo pagare persone in Africa a gestire crisi. Pertanto i fondi in Slovenia erano di garanzia per le operazioni in Africa. Come mai nei bilanci non figurano i €500.000 che lei ammette di aver preso? Trattandosi di operazioni riservate, risponde Marogna, nei bilanci non figurano compensi e fatture. Inoltre il Vaticano non ha fiscalità vera e propria, capito? E io stesso non potevo emettere certo fatture. Poteva utilizzare i fondi anche in chiave personale per scopi riservati? Sì. Chi le inviava soldi? Il cardinale Becciu dava l'input a Monsignor Perlasca che faceva i bonifici. Nella fase in cui lei apre la società Logsic in Slovenia e attende i €500.000, da dove arrivavano i soldi? Nella fase iniziale, risponde la Marogna, ho utilizzato fondi a disposizione in altre strutture di cooperazione, come le 220.000 sterline utilizzate nel primo periodo di attività per compensi riservati. Come venivano spesi i soldi? Venivano spesi in compensi professionali a me e ai miei collaboratori. Allora, nell'attesa dei 500.000 di Becciu, fondi a disposizione in strutture di cooperazione, come 220.000 sterline utilizzate nel primo periodo. Venivano spesi in compensi professionali, spostamenti, spese vive. Una grossa parte dei 500.000, quelli che poi arrivano dal cardinale, era quella rimasta su un conto chiuso per mancata movimentazione. I conti erano 2, Unicredit di Lubiana. Spese per borsette e poltrone in pelle? Ho comprato solo prodotti italiani, si difende la Marogna, tipo Tozzi e poltrona Frau. Dopo tanto lavoro penso di avere il diritto di comprarmi una poltrona. Ma cose dei turchi, direbbe Nino Frassica. Perché lei è stata tirata in ballo, signora Marogna? A questo punto, dice la signora Marogna, mi considero un pacco bomba, il più pulito c'ha la Marogna. Inizialmente potevo essere funzionale per spostare l'attenzione dallo scandalo londinese. Da benefit sono diventata boomerang, un oggetto di contesa per vicende esterne alle mura vaticane. I grossi interessi girano lì. I bonifici a me sono piccole cose, nell'ambito di uno scontro di potere molto più ampio, che ha già visto cadere molte teste e che è solo iniziato, tra le fazioni che si oppongono a Papa Francesco, dice Marogna, appunto, il più pulito, qua c'ha la Marogna, come potremmo dire, riadattando il vecchio detto. Mentre lasciamo il Corriere della Sera con questo
un'occhiata veloce alle pagine interne prima di andare a vedere. No, anzi, vediamo subito, visto che parliamo di Marogna, vediamo anche La Verità, perché La Verità apre oggi la sua prima pagina in taglio alto proprio con la conversazione di Giacomo Amadori con questa signora che abbiamo appena letto sul Corriere. Intrighi in Vaticano, servizi segreti, partiti, la dama del cardinale Becciu vuota il sacco, colloquio con la Marogna, amica di Carboni e Pazienza, che bel pedigree, che di sé dice sono un pacco regalo scomodo. Per capire l'affaire del cardinale Becciu e della sua dama sarda, la collaboratrice Cecilia Marogna, scrive Giacomo Amadori, basta raccontare la storia del lasciapassare che il Porporato ha firmato il 17 novembre 2017. In un foglio intestato alla Segreteria di Stato, Becciu ha scritto: il sottoscritto, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Becciu, sostituto Affari Generali Segreteria di Stato, dichiara di conoscere la signora Cecilia Marogna e di riporre in lei fiducia e stima per la serietà della sua vita e della sua professione. La signora Marogna, scrive ancora il cardinale nel suo lasciapassare, ha prestato servizio professionale come analista geopolitico e consulente relazioni esterne per la Segreteria di Stato, sezione Affari Generali. Così Becciu. In realtà forse Becciu non sa, scrive Giacomo Amadori, non sa tutto di questa signora che si sarebbe accreditata presso di lui via mail. Difficile immaginare che conosca le frequentazioni della giovane, affascinata da massoni e faccendieri del livello di Flavio Carboni. L'ho voluto conoscere, dice lei, per avere informazioni sulla storia dell'anonima sequestri. E Francesco Pazienza, sono la figlia che non ha mai avuto, dice lei stessa. Forse Becciu non sapeva neanche che Marogna era stata denunciata nel 2010 per appropriazione indebita, nel 2002 per furto. Il documento di Becciu, il lasciapassare alla Marogna, anticipa di un anno l'invio dei primi bonifici per 500.000 euro totali, partiti dal Vaticano direzione Slovenia, dove la donna era diventata azionista di riferimento della società Logsic. In precedenza, la signora era andata alla ricerca di lavoro e guadagni. Dal 2016 affiancava Becciu come esperta di geopolitica, ma senza entrate regolari. Prima mi ha messo alla prova, conferma Marogna. Alla fine del 2017 il cardinale prepara per lei una lettera di referenze. Un anno dopo inizia a farle arrivare cospicui soldi. La Marogna quella lettera di accreditamento non l'avrebbe usata solo per aprire porte di nunziature in giro per il mondo, mentre svolgeva il suo lavoro di diplomazia parallela. In almeno un'occasione l'avrebbe utilizzata come garanzia in un'agenzia immobiliare per cambiare casa e siglare un nuovo contratto di affitto. Ma visto che la signora non pagava la pigione da meno di 1.000 euro, a un certo punto l'agenzia ha spedito una lettera alla Santa Sede chiedendo chi fosse questo Becciu garante della Marogna. Ieri sera le Iene hanno mandato in onda un servizio in cui si parlava delle spese della donna per beni di lusso acquistati con i soldi depositati in Slovenia. Ha precisato la 39enne sarda: una persona col suo compenso può fare ciò che vuole. Nel budget di $500.000 era compreso il mio stipendio che non era stato determinato. Le posso dire che sono probabilmente creditrice presso il Vaticano, anche se posso aver speso 200.000 euro per me. Ho raggiunto gli obiettivi coi pochi spiccioli che ho avuto, ho ottimizzato le risorse, mi sono accreditata con persone che hanno avuto fiducia in me. Mi venite ad accusare perché mi sono comprata forse una borsetta, una poltrona, un paio di sedie? Sono lontani, scrive La Verità, i tempi in cui la donna era titolare di 2 ditte, una di confezionamento generi alimentari, un'altra che si occupava di cemento e derivati. La Marogna ha specificato di essere un'esperta di geopolitica autodidatta, di aver concepito una figlia fuori dal matrimonio e di avere un'utilitaria. Prova a rifilarci la storia del doppio mutuo a carico, quello per pagarsi gli studi, quello per la casa dei genitori. Ma chiacchierando con lei emergono altre questioni molto più rilevanti, scrive La Verità. La donna avrebbe continuato a collaborare con Becciu anche quando il Porporato aveva lasciato la Segreteria di Stato. L'ultimo viaggio versione James Bond in gonnella l'avrebbe fatto in Turchia l'anno scorso. Quest'anno per lei sono solo trasferte a Londra, Svizzera e Slovenia. Tappe più da finanziere che da geopolitica. Ieri mattina ci è arrivata una mail strana, scrive Amadori, riguardante i presunti trascorsi da fonte dei servizi della Marogna. Possibile che lo sia, butta lì la donna, e il suo ipotetico ruolo nelle trattative per liberare padre Pierluigi Maccalli, sequestrato in Niger. Anche in questo caso la donna non smentisce, manda quindi un pizzino ai vertici istituzionali. Vorrei incontrare Gennaro Vecchione, direttore Dipartimento Informazione e Sicurezza, Servizi Segreti, e il Premier Conte,
per farmi 2 chiacchiere con loro, dice Marogna. Successivamente conferma di essere in contatto con un altro chiacchierato 007. Ho chiesto di confrontarmi con lui attraverso un suo grandissimo amico. Vorrei andare a raccontargli un po' di cose. È abbastanza evidente, scrive La Verità, che la Marogna possa essere utilizzata da qualcuno non solo per una guerra interna al Vaticano, ma anche ai servizi di sicurezza. Sono un pacco regalo conteso e scomodo, dice la donna di sé, e di imbarazzo per chi avrebbe dovuto supportarmi con continuità. Mentre invece si è perso tra le fresche frasche, però malgrado tutto ho ottimizzato le mie risorse per raggiungere l'obiettivo. Target che però non rivela. Ieri la presunta dama di Becciu, racconta ancora Giacomo Amadori sulla Verità, ci ha inviato fogli con alcune delle sue presunte spese effettuate in un'operazione tra febbraio e marzo del 18 per un totale di 260.000 euro. Nelle carte la donna annota anche la media delle uscite quotidiane. Tra i costi voci come know-how, assistenza, monitoraggio. Nei fogli molte uscite per voli aerei, noleggio auto, carburante e bollette telefoniche. Dopo averci mandato il materiale, la donna diventa imperativa. Mettiti a scrivere, ci dice. Titolo: non è che la Marogna fa parte di una partita molto più grande di lei? E poi si fa incalzante. Questa roba la devi mandare alle Iene immediatamente. Devi fermare quella merda, perché altrimenti l'inchiesta non te la faccio fare. Scrivo io, tanto so farlo bene. Mi apro un blog, faccio io gli scoop su di me. Non sono faccendiera né lobbista, ma analista geo-socio-economico-politica. Non cerco fama né gloria. Con la storia delle mie spese personali hanno voluto spostare l'attenzione dalla manovra finanziaria da 450 milioni che ruota intorno ai faccendieri Mincione e Torzi. Così la sedicente esperta, che ha avuto rapporti anche con diversi politici, per esempio con gli ex ministri Cirino Pomicino e Lorenzo Cesa, scrive a Giacomo Amadori. Lorenzo Cesa risulta averle versato una retribuzione da 2.500 euro per lavoro dipendente. Pomicino ricorda: la Marogna ci combinò un appuntamento col cardinale Becciu. A presentargliela sarebbe stato il figlio di un ex deputato democristiano. Una brava persona, quasi un prete, dice Pomicino. Quella ragazza era una persona alla ricerca disperata di lavoro. L'ho mandata in giro per questi centri che si occupano di geopolitica, ma non credo che abbia avuto riscontri. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, dopo Cirino Pomicino, sotto a chi tocca nei colloqui con questa Marogna? Nel colloquio con la dama sarda, racconta Giacomo Amadori sulla Verità, spuntano anche i nomi di altri politici. Nel libro di Massimo Franco, L'enigma Bergoglio, si parla di un pranzo tra il cardinale Becciu, l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti durante la crisi della nave Sea-Watch, un incontro a cui il leader della Lega si sarebbe unito all'ultimo momento. Mi sembra, ci informa la Marogna, che Salvini e Becciu non si fossero mai visti prima. Con Giorgetti, Becciu aveva invece rapporti di massima stima, anche se il numero dei loro incontri si conta sulle dita di una mano. Becciu avrebbe lavorato anche a un vertice con l'attuale ministro degli esteri Di Maio, che però non si sarebbe realizzato. La Marogna ricorda pure la presentazione di un libro dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti del PD, a cui presenziò Becciu. Quel giorno c'ero anch'io, riferisce lei. Il cardinale aveva un buon rapporto con Minniti, così come con Gianni Letta. Non mi risulta abbia mai incontrato Berlusconi. La politica rientra anche nell'ultimo misterioso aneddoto che questa signora racconta. Nel giugno del 2020 una donna ha chiesto di incontrare privatamente Becciu e lui le ha dato udienza. Ha detto di chiamarsi Geneviève Ciferri Putignani. Ha iniziato a urlare: la pagherai perché non hai difeso Alberto Perlasca, ex economo di Becciu, che ora sta collaborando con gli inquirenti. Marogna ci chiede di digitare su internet il nome della presunta assalitrice, Geneviève Ciferri Putignani. Compare come autrice di un libello intitolato L'amore che guarisce la politica italiana.
La donna ci consiglia di continuare la ricerca e scopriamo un'agenzia di stampa 2006 che parlava delle disavventure di una terremotata tale Geneviève Ciferri, figlia di Amelia Putignani, omonima dell'accusatrice di Becciu. Non credo che esista davvero, conclude Marogna. Si ricordi che Santa Geneviève è la patrona della polizia francese, la Gendarmerie. Oggi i colleghi della Gendarmeria Vaticana hanno messo sotto inchiesta lei e il suo angelo Becciu protettore, scrive La Verità in prima pagina. E questo, diciamo, è un aspetto Vaticano, servizi segreti, partiti, la dama del cardinale Becciu vuota il sacco, scrive La Verità. E già che ci siamo, vediamo anche il titolo d'apertura della Verità. I ducetti scivolano sulle mascherine, giallorossi nel caos, pasticciano anche sul bavaglio. Giuseppi manda Speranza in Parlamento a illustrare la nuova compressione delle libertà. Ma per ben 2 volte il testo, che prolunga lo stato d'emergenza e impone ai cittadini di coprirsi la faccia all'aperto, non ottiene la maggioranza. Questa mattina ci riproveranno. Conte intanto si autosputtana, per i migranti torna la pacchia, scrive Fabio Amendolara. E ancora dal primo piano della Verità. Mancano i numeri per la nota che salva il bilancio e la confessione. Il MES è inutile. Il NADEF, nota aggiornamento al documento di economia e finanza, è un guscio vuoto. Esecutivo appeso ai diktat di Bruxelles e alle assenze dei parlamentari. Il rischio è quello di una stangata fiscale. C'è poi il panorama in edicola. Irregolare il concorso da preside della ministra Azzolina. Secretati gli atti, scrive Panorama. E ancora dalla prima pagina della Verità, da Gismondo, la virologa, a Bassetti, a Palù, i medici bocciano le forzature del governo che alimenta il terrore sul coronavirus. Per Ricciardi invece il lockdown era una misura di cieca disperazione. Il consulente del ministro lo ha rivelato postumamente. Infine l'eccesso di diritti, il fallimento dei competenti è il titolo del pezzo di Francesco Borgonovo. Ci hanno intrappolati nella tecnocrazia, ma ora costano troppo e rendono poco. Gli ipercompetenti, i tecnocrati. Esce un saggio del pensatore francese Jean-Claude Michéa, Il lupo nell'ovile è il titolo. Diritto, liberalismo e vita comune, edizioni Meltemi, introduzione di Carlo Formenti. La libertà senza limiti ci rende meno liberi. Il saggio del pensatore francese Jean-Claude Michéa, alle origini della civiltà neoliberale. Il libro spiega perché ci siamo sottoposti volutamente ai tecnocrati, distruggendo ogni legame sociale e ogni idea di vita buona, ai competenti, gli esperti. E lasciamo con questo la prima pagina della Verità. Trump scatenato, sfida Biden e conia monete celebrative dicendo ho sconfitto il virus cinese. Stefano Graziosi, autore anche su RPL della rubrica Comeback, tutti i martedì alle 18:30, analizza per La Verità il quadro americano. Ma dalla Verità passiamo a questo punto a vedere le altre prime pagine di oggi. Vediamo Repubblica. La Repubblica apre stamani con un titolo a doppia riga: meno profughi, più lavoratori, è la nuova Italia dei migranti. Finora 24.000 arrivi, come nel 2018. Dopo il picco di agosto calano anche gli sbarchi dalla Tunisia, ma aumenta il numero di chi cerca occupazione. Il viceministro Mauri dice i decreti Salvini aboliti, superati, speculavano sulla paura. Manovra di finanza pubblica, piano contro gli evasori per tagliare 6 miliardi di tasse. E ancora, emergenza Covid, mascherine obbligatorie all'aperto ma non sempre da indossare. Il governo rinvia il DPCM, 45 assenti per quarantena, il virus blocca la Camera. Intanto, per quanto riguarda i superati decreti Salvini, Luigi Manconi, consorte di Bianca Berlinguer, commenta se l'umanità torna al primo posto, mentre è l'ora dei moderati nel centrodestra dopo il flop di Salvini. Toti il leader, scrive niente po' di meno che Carmelo Lo Papa in prima pagina su Repubblica. Parla il presidente della Camera Fico a Di Battista e Casaleggio: chi è in minoranza non abbandoni il Movimento 5 Stelle, niente scissione. Così il presidente della Camera dei Deputati Fico in un'intervista a Repubblica: quando ero in minoranza non ho mai abbandonato la nave, dice Fico, il meglio Fico del Bigoncio. Ho sempre lavorato perché le cose potessero migliorare. Spero che oggi da parte di chi critica alcuni processi ci sia lo stesso atteggiamento. Intanto l'inchiesta di Paolo Rodari, fedeli e delusi, la trincea nemica di Papa Francesco. Alle pagine 20 e 21 c'è questo focus sul Vaticano, anticipato in prima pagina da Repubblica. Fedeli e scontenti, il fronte della Chiesa che si oppone al Papa,
Le grandi città senza un cardinale, gli italiani messi in un angolo, lo spettro dell'irrilevanza politica, c'è la mappa dei delusi da Francesco, i personaggi Camillo Ruini, ex presidente della CEI, l'istituto, la vecchia leadership dell'istituto Giovanni Paolo II che ha accusato Papa Francesco di tradire il magistero papale, la fondazione Sciacca, realtà conservatrice presieduta da Raymond Leo Burke, cardinale statunitense, patrono del sovrano ordine militare di Malta, il vescovo emerito di Ferrara Luigi Negri che si è speso contro il magistero del Papa, l'ex nunzio a Washington Carlo Maria Viganò che ha chiesto le dimissioni di Papa Francesco, la Certosa di Trisulti, Frosinone, ancora in mano al Dignitatis Humanae Institute legato a Steve Bannon che voleva farne una scuola di sovranismo. Con un'intervista a padre Sorge, il 91enne gesuita che molti ricordano per essere stato vicino all'esperienza di Leo Luca Orlando tanti anni fa, dissenso inevitabile perché Bergoglio sta facendo pulizia. Sempre poi dalla prima pagina di Repubblica, quegli ex ragazzi terribili che parlano all'universo, il premio Nobel per la fisica, che non è solo una conferma del momento d'oro che vive l'esplorazione dell'universo, scrive Repubblica, è anche una dimostrazione del fascino esercitato dai buchi neri, gli oggetti più misteriosi del cosmo, scrive Repubblica in prima pagina. Vediamo anche la prima pagina della Stampa di Torino. La Stampa apre con il titolo principale, adesso lo vediamo subito, dedicato ai tamponi e ai posti letto. Emergenza, titola la Stampa. Sierologici, rapidi o molecolari e caos sugli esami sui tamponi. Al palo le gare per 7.500 postazioni nelle terapie intensive. Posti letto dunque, sia per i tamponi che per le intensive. I posti letto è emergenza, scrive la Stampa. Dopo 5 mesi dal varo del fondo per l'emergenza, gli ospedali sono ancora oggi impreparati, scrive il quotidiano torinese. È caos su test sierologici e tamponi, mentre restano al palo le gare per 7.500 posti letto in terapia intensiva. Caso Covid a Torino, la ASL segnala alla procura 7 giocatori della Juve per isolamento violato. Scrive Marcello Sorgi, siamo impreparati alla seconda ondata, salgono i contagi, governo in confusione. Il pomeriggio di passione a Montecitorio, nella Camera in cui dovrebbe essere più forte, per 2 volte è mancato il numero legale della maggioranza, decimata dalle assenze per Covid o quarantena e dai troppi deputati in missione. Il pomeriggio dunque di ieri non solo ha fatto brindare le opposizioni, ma ha anche rivelato in che modo l'alleanza giallorossa, a ranghi sparsi, si avvia a fronteggiare la seconda ondata del virus, quando dovrebbe serrare le fila su 3-4 punti chiari per fronteggiare la nuova fase dell'emergenza. La coalizione invece mostra tutte le sue debolezze. L'implosione dei 5 Stelle, a cui il PD non riesce a rimediare. La confusione la rivela però anche il governo. I provvedimenti che Conte si accinge a varare sono di difficile preparazione, scrive Marcello Sorgi nel commento di prima pagina. Siamo impreparati, o meglio il governo è impreparato alla seconda ondata. Se si vuole imporre l'obbligo d'uso della mascherina all'aperto, che senso ha limitarlo agli estranei, escluderlo per i familiari? Immaginiamoci il continuo leva-metti dei dispositivi di chi, uscito in compagnia di familiari, con in tasca una copia dello stato di famiglia, alla vista del primo sconosciuto sul marciapiede dovrà coprirsi bocca e naso per evitare una salata multa, e altrettanto complicato si presenta a seguire i consigli che accompagnano la fase del ritorno del virus. Si suggerisce di fare i vaccini per influenza e pneumococco-polmonite per ridurre rischi e complicanze, ma i vaccini non si trovano. Lo stesso vale per i tamponi, in numero assai minore alle necessità, anche se adesso ne esiste un tipo a risposta rapida che qualcuno riesce a trovare su Amazon. L'avvio dell'anno scolastico è andato come è andato, sta per arrivare il concorsone per nuovi docenti che incrocerà la mancanza di supplenti e di termometri per misurare la temperatura agli studenti prima dell'ingresso in classe. A Napoli un bidello estroso ha cercato di farlo col vecchio metodo delle nostre nonne, la mano sulla fronte, chissà con quali risultati. Il calcio verso il blocco. Dopo l'assenza del Napoli sul campo della Juve, chi se ne frega, ha detto il ministro Speranza, dicendo che non è in cima alle priorità del governo il pallone, fingendo di ignorare che quella del pallone è un'industria che muove centinaia di milioni. Insomma, il governo è impreparato, scrive Marcello Sorgi sulla Stampa di Torino. E sempre dalla Stampa di Torino,
Per quanto riguarda invece la manovra di finanza pubblica, Carlo Cottarelli, l'incognita dei tassi di interesse e poi il doppio mistero dei corpi affiorati sulla costa della Liguria. 9 piccoli indiani, uno alla volta, restituiti dalle acque, 7 spiaggiati, uno nell'ansa del fiume e un altro fra le rocce. 2 soli hanno un nome, uno è una donna, l'unica ad aver forse scelto la fine, almeno uno era già morto da molto tempo prima del ritrovamento. Il doppio mistero dei corpi affiorati in Liguria. Dopodiché abbiamo ancora in prima pagina sulla Stampa di Torino la lettera di Tiziana Binello, odissea al drive-in per riuscire a fare il test anti-Covid a mia figlia a Roma. Le file di auto ai drive-in per i tamponi superano quelle di Ferragosto ai caselli autostradali. La mia odissea, scrive la signora Binello sulla Stampa di oggi, a caccia di test diagnostici per il Covid, dura da 2 mesi. Il buongiorno di Mattia Feltri, 0,0. A proposito, Lucia Azzolina non si è ancora dimessa? Non ha ancora risposto del disastro, del cataclisma, della bancarotta? Io non ho troppo da lamentarmi. Mio figlio alle medie è spossato perché deve tenere la mascherina per la durata delle lezioni intera e mia figlia, quarta ginnasio, è distrutta perché è ancora senza banco, non sa dove appoggiarsi e riposare le stanche membra. Ma mi sembrano disagi tollerabili. Non devo però farmi fuorviare da queste piccole informazioni. La politica italiana, scrive Mattia Feltri, ha un'opinione più complessa del lavoro del Ministero dell'Istruzione in vista del nuovo anno scolastico appena cominciato e le cui molteplici sfaccettature hanno impegnato un ricco vocabolario. Azzolina non sa gestire neanche un asilo. Azzolina è una sciagura. Azzolina è contro il diritto alla salute. Azzolina è incapace. Azzolina è un fantasma. Con Azzolina c'è il caos. Azzolina è una persona con problemi. Azzolina è indegna. Azzolina manda i nostri figli allo zoo. Azzolina è tragica. Azzolina è il peggior ministro della storia. Azzolina piagnucola. Azzolina non capisce una mazza e questa è solo una frettolosa antologia, scrive Mattia Feltri. La mia critica preferita è Azzolina vale 0. La trovo la più attinente. Infatti sono usciti i dati sui contagi dopo 2 settimane di lezione. Studenti contagiati 1500, cioè lo 0,02. Insegnanti contagiati meno di 350, lo 0,04. Personale contagiato poco più di 100, lo 0,05. Ecco, Azzolina, conclude Mattia Feltri, non vale 0, vale 0,0. Riconoscerle che ha fatto un buon lavoro sarebbe da gentiluomini, se ce ne fossero, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa di Torino. Dalla Stampa noi passiamo adesso ad Avvenire, il quotidiano cattolico, che apre invece sul radicale cambio dei decreti. Sicurezza umana, scrive Avvenire. L'accoglienza degli immigrati torna regolata con seri percorsi di integrazione. Più garanzie per chi è minacciato nel proprio paese. Le ONG dicono passi avanti sì, ma anche tante ombre ci criminalizzano ancora. E poi i contenuti della enciclica Fratelli Tutti, della quale parleremo pure anche con Carlo Cambi nella rubrica Gli Scorretti. Non so se l'avete letta tutta l'enciclica, ma comunque ne parleremo a suo tempo dopo le 9:30 insieme alla questione Vaticano, ma anche parleremo questa mattina di DEF e di DPCM anti-Covid. Comunque, sono misure nell'interesse di tutti, scrive Avvenire in prima pagina. All'indomani del varo in Consiglio dei Ministri, il vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, ribadisce la volontà del governo di voltar pagina rispetto ai contestati decreti sicurezza salviniani. Decreto in 12 articoli, quello del governo che manda in soffitta il SIPRO-IMI, introducendo il sistema di accoglienza e integrazione. Si ampliano i permessi per chi è in pericolo nel proprio paese. Si dimezza la permanenza nei centri per il rimpatrio. Sul fronte sicurezza, sanzioni antirissa, DASPO per gli spacciatori, pene per chi fornisce cellulari ai detenuti. Critico il centrodestra. Decreti clandestini, riparte la mangiatoia, dicono Salvini e Meloni, preannunciando dura opposizione in Parlamento. Parzialmente soddisfatti gli enti assistenziali, ma le ONG lamentano, restiamo criminalizzate. Avvenire dedica poi tutta pagina 7 a questa questione.
ora più umanità e più integrazione. C'è anche la rivoluzione della gentilezza, perché in Fratelli Tutti Francesco definisce un miracolo incontrare chi pratica la gentilezza, questa virtù sovrana, mentre ora più umanità, più integrazione. Per quanto riguarda invece la questione dei decreti sicurezza, il governo volta pagina, abbiamo corretto, dice il governo, le storture dei decreti Salvini che avevano creato gravi danni. Reintrodotta la protezione umanitaria, si torna ai centri di accoglienza più piccoli e virtuosi. I punti chiave. Protezioni speciali, sintetizza Avvenire. Si allarga la possibilità di concedere la cosiddetta protezione speciale ai migranti. Finora il divieto di espulsione e respingimento valeva soltanto nei casi in cui il rimpatrio determinasse per la persona il rischio di finire sotto tortura. Adesso invece sarà impossibile rimandare a casa gli stranieri già sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, oppure quelli a rischio di violazione della vita privata e familiare. In tali casi si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale con facoltà di convertirlo in permesso di lavoro. Secondo punto, le multe alle navi delle ONG. Restano, solo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, violazione delle leggi sull'immigrazione, quindi in ambito penale non più amministrativo, ma sono molto ridimensionate, da un minimo di 10.000 a un massimo 50.000 euro. Per gli stessi motivi il governo può limitare le operazioni di soccorso, ma non quelle immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera e quelle condotte nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento soccorsi in mare. Terzo punto, sottolinea Avvenire, riformata l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dei titolari di protezione, con la creazione del nuovo sistema di accoglienza e integrazione. Le attività di prima assistenza, dopo gli sbarchi, continueranno a essere svolte nei centri governativi, hotspot e CAS. Nella seconda fase il sistema si articolerà in 2 livelli, il primo dedicato ai richiedenti asilo, il secondo a coloro che ne sono già titolari, in questo caso ripristinati i servizi aggiuntivi per l'integrazione cancellati dai decreti Salvini. E poi c'è la norma Willy, cosiddetta DASPO per i violenti, con divieto di frequentare i locali, pene più severe per i protagonisti delle risse. Così su Avvenire, che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina del Manifesto, il quotidiano comunista, che apre sullo stesso tema, quasi umani, luci e ombre delle nuove misure sull'immigrazione. Cadono quelle più repressive di Salvini contro l'accoglienza, ma si alzano le barriere alle frontiere per decidere chi entra e chi viene respinto. E dopo il caso di Colleferro, giro di vite con il DASPO ai violenti, scrive il Manifesto. Mentre Libero apre la sua prima pagina stamani con il titolo a tutta pagina, ancora sullo stesso tema, migranti, avanti c'è posto. Il governo spalanca le porte agli stranieri. Palazzo Chigi reagisce all'aumento degli sbarchi riaprendo i porti. Stop alle multe alle ONG e i profughi ritornano negli alberghi. Dovremmo accogliere pure chi non scappa dalla guerra. Così la mette Libero. In taglio alto c'è invece la giornata parlamentare, la maggioranza teme il Covid e non si presenta in aula. Commenta Vittorio Feltri, quando la vigliaccheria supera il senso del dovere, l'ennesima brutta figura dei parlamentari, è saltato il voto sulle misure anticontagio. L'editoriale di Renato Farina, la Campania colpita dal maledetto morbo, gira la ruota, sembra la Lombardia, adesso la Campania e poi... Parla Cristina Rossello, avvocato di Berlusconi, portiamo in politica le casalinghe, puntualmente riemerge un altro dei topoi, dei luoghi comuni della politica italiana. E ancora Pietro Senaldi, altro che crisi, la Lega cresce, sinistra in festa per niente. Dopo mesi di calo, il sondaggio settimanale SVG TG7 Mentana ha dato la Lega in ripresa, poco sotto il 25%. Altra novità, la crescita di un partito del centrodestra non è a discapito degli alleati. Insomma, non è un travaso di preferenze, ma un cambio di posizionamento politico netto. Conte fa 2 errori e subito la Lega comincia a risalire. In una settimana il carroccio è cresciuto dell'1%, nei sondaggi per la verità vale quel che vale, ma comunque il processo a Salvini è stato un autogol per il governo che lo aveva voluto. Le restrizioni anti-Covid e le nuove tasse fanno il resto, scrive il direttore Senaldi. A chiudere la prima pagina di Libero, pezzo di Sandro Iacometti, statali in fuga dall'ufficio ma pretendono
la paga, le aziende protestano, a pagina 14 l'articolo di Iacometti, gli statali scappano dall'ufficio ma pretendono sempre la paga. Da quando gli impiegati pubblici lavorano da casa, 2 aziende su 3 hanno enormi difficoltà ad accedere ai normali servizi pubblici. Il capo del fisco Ruffini dice adesso riceviamo su appuntamento. Le imprese in rivolta perché il lavoro da casa dei dipendenti pubblici complica anche la vita delle imprese private, mentre sapete che lo zinco combatte il coronavirus, scrive Alessandro Gonzato, è la cura che sta salvando Donald Trump. A pagina 9 c'è l'articolo, ecco la medicina che ha salvato Trump, lo zinco. Il presidente americano curato con farmaci a base di zinco, la cui carenza aumenta molto i rischi di morte nei malati di corona. La terapia applicata a Trump fa discutere gli scienziati, scrive Libero in prima pagina. Prima pagina che lasciamo per andare a dare un'occhiata adesso anche al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano come apre la sua bella prima pagina con la foto di Salvini in TV. Salvini perde tutto, ma stravince in TV. Schermi pieni, urne vuote, per parafrasare Nenni. Battuto pure in Lombardia, i dati dell'Agcom, Autorità Comunicazioni. Il leghista ha sconfitto anche alle comunali, ma in un mese e mezzo ha occupato TG e Talk per 676 minuti contro i 301 di Conte. Renzi e Calenda, 3%, sono sopra Di Maio, Meloni e Zingaretti. Sono i soliti numeri delle presenze televisive che dicono tutto, niente, per parafrasare Cettola qualunque, mentre il Movimento 5 Stelle, PD e Leu, scrive il Fatto sopra la testata, frase del giorno, approvano in commissione la legge contro i conflitti di interesse con sanzioni severe, ma Forza Italia chiede correttivi, Italia Viva si associa. Strano, vero? Mentre sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, intervista a Vito Crimi, il reggente dei 5 Stelle, vertici 5 Stelle, tra un mese i capi non contano, tocca agli iscritti. Il capo politico presenta gli stati generali del 7-8 novembre a Roma. A decidere cosa saremo sarà l'assemblea degli iscritti su Rousseau. Casaleggio? Non finiremo in tribunale. La vignetta di Mannelli raffigura Salvini che perde gocce di saliva dalla bocca, schifosamente, e il virus, il coronavirus, che dice io lì dentro, cioè dentro Salvini, non ci entro, non attizzava proprio più nessuno, è il titolo della vignetta. Mentre Lombardia flop, paga i vaccini 5 volte il prezzo dopo la gara fallita, è l'apertura del Fatto di oggi, braccio di ferro con le regioni da una parte e l'ultima di Gallera e Fontana, vaccini pagati il quintuplo, scrive il Fatto Quotidiano, 26 euro a dose, prezzo stratosferico che Regione Lombardia ha accettato di pagare alla Falken Swiss pur di assicurarsi 400.000 dosi di vaccino quadrivalente anti-influenzale per un totale di 10.400.000 euro, una enormità. Sul mercato la stessa dose costa in media non più di 5,50 euro più IVA, tanto l'ha pagata la Regione Puglia a luglio scorso, ma quando sei con l'acqua alla gola accetti di tutto e il Pirellone, rimasto a secco di vaccini, era oltre l'acqua alla gola. Quest'ultima gara l'aveva indetta il 30 settembre, era partita il 1 ottobre senza apparire sul sito dell'agenzia acquisti del Pirellone. È stata chiusa il giorno successivo, 2 ottobre, ieri aggiudicata. Oltre ad aver accettato 26 euro a dose, la Regione ha anche concesso al venditore termini di consegna molto laschi e ha rinunciato alla fideiussione normalmente prevista in questo tipo di contratti, scrive il Fatto Quotidiano, accusando Gallera e Fontana, la Regione Lombardia, di aver speso troppo per i vaccini, mentre l'Euro, Corte dei Conti, boccia il TAV, dati gonfiati, niente benefici. Parla Orlando del PD, Bielorussia, una dittatura da Sud America, e poi Trump, no mask, usa la malattia come uno spot. L'articolo di Marco Travaglio, papete voodoo. Noi per carità non crediamo a certe cose. Nel 2013 ci facemmo una grassa risata quando Calderoli, noto per essersi sposato con rito celtico davanti al druido, sostenne che il padre della Chienghe gli aveva fatto la macumba nel suo villaggio in Congo perché lui aveva paragonato la figlia ministra a un orango. La scena si è ripetuta, mutatis mutandis viridibus, il mese scorso quando Salvini, a Pontassieve, è stato aggredito da una tizia di origini africane che gli ha strappato la camicia e il crocifisso, urlandogli «Ti maledico», il resto dopo.
Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Un'area depressionaria completa il suo transito sull'Italia. Correnti in quota nord-occidentali raggiungono le Alpi portando condizioni di stabilità. Nel dettaglio oggi il tempo sarà generalmente ben soleggiato, vento da nord soffia sulle Alpi e moderato favogno interesserà le prealpi e localmente anche le zone di pianura. Soltanto sulle creste alpine di confine più nuvole e un po' di nevischio. Le temperature massime in rialzo sono previste tra 19 e 22 gradi. Una giornata poco nuvolosa e mite è attesa per domani con solo qualche velatura in serata. Venerdì tempo stabile, in parte soleggiato, ma a tratti passaggi di nubi medio-alte senza però precipitazione. La tendenza per il fine settimana, sabato ancora sole prevalente in giornata, ma più nuvoloso verso sera, con alcune piogge e nevicate in montagna oltre i 2500 metri di quota. Domenica infine poco sole e molte nuvole accompagnate a tratti da qualche debole precipitazione. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. E facciamo un balzo direttamente alle ore 12 con il talk di Carola Rossi. Gentili per scelta, liberi di stare bene, come dice Papa Francesco. Buongiorno Carola. Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti ha copiato perfino il Papa con la storia della gentilezza. Infatti, mi sento onorata. No, infatti Ma ascolta, siccome il Vaticano paga donne ovunque, a quanto abbiamo letto stamattina, a te t'ha pagato per il copyright? No. Purtroppo no, e infatti dovrò esporre le mie rimostranze. Non sei merito. Cecilia Marogna, bensì Carola Rossi. Esatto, sono solo Carola Rossi, Vabbè. quindi niente, solo. si fa pro bono. Solo, mica solo, meno male che sei Carola Rossi e non Cecilia Marogna. Esatto, assolutamente. Allora, di che cosa ci parli oggi nel tuo talk, Carola? Il cantiere delle donne, il titolo è interessante e non ha a che fare col Vaticano, ovviamente. Assolutamente no, ha a che fare con le donne, ovviamente, quindi oggi sarà una puntata assolutamente al femminile. E parleremo non solo di donne, ma effettivamente c'entra anche la gentilezza, perché che cos'è il Cantiere delle Donne? Il Cantiere delle Donne fondamentalmente è un gruppo, un movimento nato quasi per caso alla metà di gennaio di quest'anno, su idea di un gruppo di amiche che fondamentalmente volevano organizzare una cena per ritrovarsi tra donne lavoratrici per scambiarsi opinioni, suggerimenti su come magari migliorare la loro situazione. Questa cena ha riscosso in realtà un grandissimo successo e da lì è partita l'idea di trasformarla in un vero e proprio movimento che ad oggi conta quasi 6.000 iscritte in tutta Italia e i numeri continuano a salire di giorno in giorno e fondamentalmente cosa vuole essere? È un incubatore un po' di idee, vuole diventare un punto di riferimento per le donne
dove raggruppare tutta una serie appunto di consigli, proposte concrete da portare poi al tavolo delle istituzioni, quindi della politica anche locale, per cercare di migliorare quelle che sono anche le condizioni lavorative e sociali della donna in genere. Purtroppo questo non è figlio di un sentimento, di una riflessione delle fondatrici, ma è qualcosa che si vede anche negli studi. C'è uno studio anche recente di Confprofessioni dove emerge purtroppo come effettivamente nel panorama lavorativo le donne in alcuni ambiti arrivino a percepire fino al 45% in meno rispetto ai colleghi uomini, e questo purtroppo si riflette anche su tantissimi altri aspetti. Quindi il cantiere vuole essere appunto un posto di confronto dove pensare a soluzioni e sfruttare anche i talenti femminili che fanno parte di questo gruppo, per cercare di trovare anche delle proposte concrete a supporto di alcune tematiche che purtroppo ad oggi magari vengono ancora molto demandate alla figura della donna. Pensiamo magari alla cura non solo della famiglia, ma anche magari di disabili, piuttosto che di malati, piuttosto che degli anziani, banalmente. Quindi un gruppo molto concreto, non è un gruppo di femministe che vuole rivendicare l'emancipazione tout court, ma è un gruppo che vuole collaborare con le istituzioni e con la politica nel vero senso della parola, quindi la politica come l'occuparsi del proprio paese, per cercare di migliorare le condizioni un po' di tutti. E come lo fanno? Lo fanno con quella che loro stesse definiscono un po' la rivoluzione gentile, quindi cercando di adottare appunto tutto quello che è un atteggiamento di solidarietà, di collaborazione, di confronto. La gentilezza è un tema, come hai anticipato anche tu, di cui si sta parlando tanto in questo periodo, appunto non solo il nostro pontefice, al di là delle battute che facevamo in apertura, ma anche molte giunte comunali. Leggevo un articolo l'altro giorno, stanno inserendo la delega alla gentilezza, quindi c'è un'attenzione, no? C'è una riflessione su come effettivamente forse sia necessario trovare un altro modo per avere un confronto, no? E non solo prevaricare o l'urlare o fare chi ha la voce più grossa. Quindi con Lisa De Rossi e Michaela Faggiani, che sono due delle fondatrici, fanno parte del direttivo, vedremo proprio come questo movimento sta collaborando sia a livello nazionale che internazionale, perché ha avviato tutta una serie di relazioni anche a livello europeo, per cercare proprio di portare avanti i loro progetti a livello molto concreto. Quindi una chiacchierata molto interessante, ovviamente aperta a tutti, quindi invito anche gli ascoltatori a partecipare con noi se ne avranno piacere, quindi io vi aspetto alle 12 come sempre. Grazie mille, a più tardi, buona giornata Carola Rossi. Grazie a te, grazie, ciao Giulio. Talk dalle 12 alle 13, grazie a te. E intanto ne approfitto per dire che invece finita alle 9, intanto abbiamo il nostro Qui Parlamento in collaborazione con il gruppo Lega alla Camera, con l'onorevole Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze alla Camera, e partiremo dalla stretta attualità parlamentare, cioè dal fatto che è stata sospesa ieri la seduta in aula per mancanza del numero legale sui temi del DPCM anti-Covid. E poi alle 9.30 sarà con noi invece Carlo Cambi con la sua rubrica Gli Scorretti. Oggi parliamo di nuovo DPCM anti-Covid, di Vaticano, oltre il luogo comune del cattivo Becciu, l'ex cardinale, dell'enciclica Fratelli Tutti, di documento di economia e finanza e di tasse in arrivo. Alle 10.15 di Daniele Capezzone sui fatti del giorno, alle 10.35 circa, trattabili, come dice lui, il Zoom, la rubrica di 90 minuti in mezzo ai fatti di Antonino Danna. Quest'oggi si parla di pedofilia con Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter Onlus. Nell'Odigiano c'è stato un caso di abusi conclusosi con la condanna a 19 anni. Quanto sono a rischio i bambini? Come possiamo rispondere alla sfida rappresentata da pedofilia e pedopornografia? Ne parla Antonino Danna appunto con Don Fortunato Di Noto, che da oltre 30 anni si occupa di difesa dell'infanzia, a partire dalle 10.35 alle 12 il talk, come abbiamo già visto, e poi Potere al Popolo con Sammy Varin, mentre sono dedicato come sempre ai territori.
soprattutto. Intanto torniamo brevemente a Marco Travaglio, che dice sì, questo qua, questo povero Salvini che non ne azzecca più una, deve aver veramente subito il voodoo, perché quando l'ha aggredito quella signora a Pontassieve, il giornale ha scritto che era un rito voodoo di magia nera. Noi ci siamo messi a ridere, però stiamo riconsiderando la nostra posizione, perché questo qui non ne imbrocca più una, gli stanno arrestando mezzo partito. Povero Salvini, gli hanno fatto il voodoo veramente, scrive Marco Travaglio. Dal Fatto Quotidiano però passiamo al Giorno Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Cerchiamo di vedere almeno la prima pagina del quotidiano nazionale, che si apre con la foto del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Cannonata al ministro. Mancini sbotta contro il ministro Speranza. Calcio governo, nuovo round. Pensi prima di parlare, perché lo sport non vale meno della scuola, ha detto l'allenatore della nazionale di calcio. L'altro titolo, deputati assenti, misure Covid in bilico. Speranza illustra la proroga dello stato d'emergenza in un'aula deserta, manca per 2 volte il numero legale. Oggi Consiglio dei Ministri, mascherine obbligatorie subito, ma il nuovo DPCM forse sarà rinviato di una settimana. Poi da Milano, manager di banca stroncata da un'overdose di eroina. Quanta droga circola nel mondo delle professioni dei colletti bianchi. E il caos delle cattedre, 6.000 assegnate sempre a Milano, manca però il sostegno per i disabili. L'aula vuota di Montecitorio invece è uno schiaffo a tutti noi mentre si chiedono sacrifici, commenta Pierfrancesco De Robertis. Se noi andiamo dal Giorno a vedere il Mattino di Napoli, almeno il titolo d'apertura, il quotidiano napoletano apre la sua prima pagina con la camorra che assedia il Recovery Fund, le inchieste del Mattino. Giuseppe Grimaldi stamani, sulle mani della camorra, sul grande affare dei fondi europei, che ancora non esistono, ma ovviamente già interessano anche i mafiosi. Sono almeno 58 i fascicoli al vaglio degli investigatori, 500 gli imprenditori, sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, che indagano sui rischi legati a infiltrazioni mafiose e sui beneficiari di finanziamenti europei. A vagliare incroci di interessi commerciali, imprenditoriali e flussi di finanziamento decisi dall'Unione Europea, la prefettura di Napoli. Siamo ancora nella fase iniziale, ma ben presto potrebbero essere emesse numerose interdittive antimafia, preventive naturalmente, cioè tu azienda già in odore di mafia non potrai mettere le mani sui fondi europei. Nel mirino della prefettura, inchiesta a Napoli, passaggi di proprietà sospetti in 58 aziende e 500 imprenditori e soci. Così il Mattino di Napoli. Via libera dell'Unione Europea agli sgravi per il Sud, meno 30% sui contributi per i prossimi 3 mesi. Ora la trattativa perché il taglio diventi strutturale. Poi Napoli, epicentro dei contagi. Focolaio in una casa di riposo. Nell'ultima settimana Napoli è stata la provincia col maggior numero di nuovi infetti in Italia. In una RSA, residenza anziani di Portici, 57 positivi tra anziani e personale. Caccia ai posti letto. Covid, scrive ancora il Mattino di Napoli in prima pagina. Vediamo pure il Messaggero di Roma, il Messaggero che mette in apertura, adesso arriviamo in prima pagina, il titolo: troppe assenze, slitta la stretta, le misure anti-Covid rinviate per la defezione di 80 parlamentari della maggioranza. E poi la farsa della mascherina obbligatoria, scrive Cristiana Mangani, necessaria se si incontra un estraneo. La mascherina sarà quasi obbligatoria all'aperto, sarà necessaria solo se si frequenterà non conviventi. Di certo bisognerà portarla sempre con sé. No in moto, multa da 400 a 1.000 euro per i trasgressori e tampone per chi rientra da Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Repubblica Ceca. E poi sempre dal quotidiano romano, il Messaggero: Lombardia in ritardo con i vaccini, ora li dovrà pagare più del triplo. Vaccini, flop Lombardia, ora li paga più del triplo. Come se non bastasse la pessima gestione degli scorsi mesi, la sanità lombarda finisce di nuovo sotto accusa. Gli ultra 65enni saranno vaccinati soltanto a novembre. Mancano quasi 1,5 milioni di dosi. Serviranno 15 euro. Secondo il Fatto 26, al Lazio una dose ne costa 4,5, scrive il Messaggero, il quotidiano romano. Poi c'è
La vicenda di Civitavecchia, la truffa dei tamponi, tra i finti negativi spunta chi ha il virus veramente, invece la truffa di Civitavecchia, negativo al finto tampone, scopre di avere il virus. Sviluppi nell'inchiesta sull'infermiera e il compagno che facevano esami falsi. C'è un caso certo tra i pazienti. L'uomo, si spacciava per medico, lavora in una struttura per anziani. Sospetto, forse ha fatto test anche lì. Gli inquirenti temono che lo stesso stick possa essere stato usato per più persone addirittura. Mentre lasciamo anche il Messaggero, andiamo al Giornale di Alessandro Sallusti, l'apertura di prima pagina. Adesso ci arriviamo con calma. La Lombardia apre ai malati campani per la seconda ondata di coronavirus, ma che spreco, l'ospedale in fiera aiuterà De Luca e compagnia. I malati di Napoli accolti e curati nell'ospedale della Fiera di Milano. Manca solo l'ok del governo. E poi il centro, realizzato a marzo in tempi record anche grazie ai nostri lettori, ricorda il giornale, potrebbe ospitare i pazienti provenienti da una Campania in difficoltà, nonostante le tracotanti intenzioni del governatore Vincenzo De Luca. Aspettiamo che il governo ce lo chieda, ha detto Attilio Fontana, alla faccia di chi diceva che sarebbe stato inutile. E sempre dal giornale: Fausto Biloslavo e Francesco Del Vigo, arriva l'invasione, emergenza immigrazione, la sinistra brinda ai porti spalancati. Autolesionismo per dispetto, il titolo del commento di Alessandro Sallusti, tagliarsi gli attributi per far dispetto alla moglie, è un detto popolare che spiega la cancellazione dei decreti sicurezza. Mentre a centropagina abbiamo Giorgetti che spiazza Salvini, innegabile. Abbiamo perso in Lombardia, la dichiarazione di Giorgetti dopo la delusione dei ballottaggi, soprattutto a Lecco e a Legnano, che acuisce la frattura in seno alla Lega con Salvini e continua lo scontro sull'eventuale entrata nel Partito Popolare Europeo, scrive il giornale. Ancora dal giornale: il patto trappola sulle tasse e il bluff dei tagli impossibili, arriva il bonus bancomat fino a 300 euro, c'è una novità, con retrogusto antico, la creazione di un fondo per la riduzione della pressione fiscale. Lo scrive il ministro dell'economia Gualtieri, è il solito bluff che nasconde una trappola, scrive il giornale in prima pagina. La NADEF, la nota di aggiornamento al DEF di Gualtieri, si scrive patto fiscale, si legge più tasse, scrive Gian Maria De Francesco, nuovo fondo per alleggerire il peso del fisco, ma si alimenterà con le maggiori entrate. Progetti inseriti in legge di bilancio, decreti collegati per non perdere il treno del recovery plan. E per avere il bonus Mancomat servono 50 transazioni ogni 6 mesi. Il premio per chi non paga in contanti. Il rimborso sarà del 10% con un massimo di 150 euro a semestre. Un necessario iscriversi con l'identità digitale al portale pubblico IO. Lo scopo è far emergere la potenziale evasione IVA, il nodo delle commissioni per riavere il bonus se si paga con la carta, bancomat o carta. Lasciamo il giornale dando un'occhiata anche agli altri titoli. Dove muore la luce, un mistero da Nobel. Lo studio sui buchi neri è appunto il premio Nobel, commentato da Antonino Zichichi. Mentre dal giornale passiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano della Confindustria, Il Sole 24 Ore, che mette in primo piano questa mattina l'industria decisiva per la ripartenza. È il messaggio del Presidente della Repubblica, Mattarella, all'evento Sole 24 Ore Financial Times. Il Presidente della Confindustria Bonomi rilancia sulla crescita, serve un patto per l'Italia. L'evento patrocinato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times, evento digitale con 10.000 utenti collegati sul Made in Italy, The Restart, il rilancio dell'economia italiana post-Covid. Questo è l'evento patrocinato dal quotidiano di Confindustria, mentre caos sul decreto del Presidente del Consiglio anti-Covid, test per chi arriva da Olanda, Belgio e Gran Bretagna. E per quanto concerne invece la manovra di finanza pubblica finanziaria, 25 miliardi di aiuti europei, ma 11 sono prestiti. L'Italia utilizzerà i fondi del Next Generation EU. Per l'anno prossimo 25 miliardi, ma 11 sono prestiti. Andranno a coprire a tassi ridotti metà dei 22 rotti miliardi di indebitamento extra messi in programma per l'anno prossimo. Una prospettiva che conferma un'espansione fiscale sui 40 miliardi, chiamata a produrre una crescita aggiuntiva dello 0,9% per portare la crescita dell'anno prossimo dal 5,1% tendenziale al 6% fissato come obiettivo
dal governo, cioè nel 21 bisogna crescere il 6%. Dice il governo, queste le indicazioni della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, propedeutica alla prossima finanziaria, alla prossima manovra, la legge di bilancio, che avrà 22 disegni di legge collegati, di cui uno per il salario minimo. Intanto dalla Gran Bretagna, svolta verde di Boris Johnson, il Regno Unito sarà l'Arabia Saudita dell'eolico. La Gran Bretagna diventerà leader mondiale nell'energia eolica pulita, ha detto il premier Boris Johnson, chiudendo il congresso del Partito Conservatore, promettendo investimenti di 160 milioni di sterline e creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto Conte riapre il dossier delle banche di credito cooperative messe sotto riforma da Renzi, come ricorderete. Bisogna riflettere sulla riforma, ha detto Conte. Giuseppe Conte torna sul riassetto del mondo cooperativo bancario che sta soffrendo rispetto alla riforma del 2016. Dobbiamo prendere atto che la riforma rischia di portare troppa omologazione regolamentare, con vincoli anche per le banche sistemiche, ha detto Conte. Che le banche rischiano di fermare l'erogazione di liquidità sul territorio, che significa sostenere finanziariamente piccole e medie imprese cooperative. È la principale missione del credito cooperativo. Su questo tema dobbiamo condurre un'accurata riflessione, insomma un passo indietro rispetto alla riforma Renzi, annuncia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poi sì del Senato al bonus sisma, 110% con plafond più alto. Via libera del Senato al decreto agosto, che passa alla Camera per l'ultimo sì. Salta il super bonus al 160% per i lavori nelle zone colpite da eventi sismici 2009-2016. Il bonus resta al 110%, ma il plafond cresce del 50%. Intanto, per quanto concerne il Sud, ok dall'Unione Europea agli aiuti a sostegno delle imprese, il taglio del costo del lavoro per il meridione d'Italia. Dal Sole 24 Ore passiamo anche al Tempo di Roma. Il quotidiano diretto da Franco Bechis apre la sua prima pagina con un titolo di una parola sola: irresponsabili. Fa più danni il governo del virus. Dimenticate le terapie intensive, i posti sono identici a 6 mesi fa. Soltanto ora il commissario Arcuri ha fatto la gara. Ancora una volta impreparati, mancano anche test e tamponi. Soltanto il 29 settembre, lo han capito, parte in ritardo la vaccinazione contro l'influenza e non ci sono le dosi necessarie per tutti. Focolaio al Campidoglio, la sindaca Raggi in isolamento e poi ancora in primo piano Lady Franceschini va alla guerra per Nenni. A Ciampino una lite per rinominare l'aula intitolata al leader del PSI e la biblioteca Pasolini. Apriti cielo. Ma torniamo a Franco Bechis. La seconda ondata del virus, scrive il direttore de Il Tempo, è arrivata più veloce dei banchi di Domenico Arcuri, che ancora mancano nella maggioranza assoluta degli istituti scolastici. È arrivata ed era ampiamente attesa e vaticinata la seconda ondata. Per quanto riguarda la scuola, dove i banchi sono arrivati c'è da gridare per i pasticci combinati, perfino nella scuola frequentata dal figlio di Giuseppe Conte, a cui hanno consegnato tavolini da bar e sedie incompatibili. Comunque è arrivata la seconda ondata, ampiamente attesa. Eppure, esattamente come la prima volta, e come alla riapertura delle scuole, il governo e le autorità sono impreparati, scrive Bechis. A febbraio nessuno aveva pensato di acquistare mascherine, camici, guanti, respiratori, quel che serviva negli ospedali e nei centri medici. I pochi dispositivi esistenti sono stati regalati alla Cina. Prima o poi bisognerà mettere alla sbarra chi ha preso quelle decisioni sciagurate a febbraio scorso. Ma almeno speravamo che quell'esperienza sarebbe stata di lezione. Invece no, ancora una volta l'Italia è impreparata. La rete ospedaliera e terapie intensive, che a febbraio-marzo aveva barcollato e che sia Conte che il ministro Speranza avevano assicurato di rafforzare, oggi è la stessa che andò in tilt all'epoca. Si sono date per fatte cose ancora da realizzare. Il 19 maggio un decreto del governo aveva stanziato 1,4 miliardi per finanziare piani, riorganizzazione rete ospedaliera, costruzione, nuovi posti sicuri, terapie intensive. Il governo aveva chiesto i progetti alle regioni. In 2 settimane le regioni li avevano inviati. Speranza li aveva approvati 29 maggio, circolare piani riorganizzazione sanità. Da quel giorno nulla.
Il 2 ottobre scorso abbiamo avuto la conferma dell'irresponsabilità del governo, leggendo a firma del commissario Arcuri il bando di massima urgenza diviso in 21 lotti per ciascuna regione e provincia autonoma per affidamento lavori, servizi tecnici eccetera e attuazione dei piani riorganizzazione rete ospedaliera. Capito? Scrive Bechis, in pieno inizio seconda ondata, siamo al giorno 0 delle terapie intensive nuove. Fino a metà mese gli operatori potranno chiedere chiarimenti, poi la gara procederà in urgenza, come sempre lasciando ogni decisione arbitrariamente ad Arcuri, della cui santità siamo tutti certi. Anche correndo, il bando deve cercare progettisti e architetti che disegnino le terapie intensive, i percorsi di ingresso e uscita. Se il virus dovesse marciare con la velocità di queste settimane, saremmo fritti. Sistema nazionale sanitario per la seconda volta in tilt. Da processo di Norimberga, scrive Franco Bechis. Peraltro, siccome Arcuri non si capisce cosa faccia dal mattino alla sera, arrivando sempre col ritardo su qualsiasi cosa, il 29 settembre ha pubblicato un altro bando che doveva essere preparato a inizio estate per test rapidi coronavirus, necessari come il pane per non paralizzare la vita produttiva del paese e anche la scuola. Solo adesso il commissario che dorme si è accorto che servono almeno 5 milioni di test rapidi, avvertendo le imprese della possibilità di numeri ben più alti nel caso che si verifichi la necessità di fare ulteriori test. Stessa irresponsabilità, conclude il direttore del Tempo, è stata mostrata, e qui c'entrano pure le regioni, sull'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali. Per mesi si è detto che era fondamentale vaccinare tutti per aiutare il sistema sanitario a distinguere fra sintomi di un virus e quelli dell'altro. Annunciata la partenza anticipata campagna vaccinale al 15 settembre, non è partita da nessuna parte. Tutti hanno una certezza: vaccini per tutti non ci sono, e dopo aver protetto soggetti a rischio, lavoratori e studenti, non potranno averlo perché in farmacia non ci sono dotazioni utili per la domanda. Irresponsabili, scrive Franco Bechis nel suo commento di prima pagina su Il Tempo. Dal Tempo noi passiamo però a Italia Oggi per vedere un po' tutte le prime pagine. Italia Oggi apre con i decreti di Salvini rottamati, via le maximulte per comandanti e armatori di navi, protezione speciale per i perseguitati e torna l'iscrizione all'anagrafe per i migranti richiedenti asilo, soccorso in mare sempre garantito, protezione speciale per migranti che nel paese d'origine rischiano trattamenti inumani e degradanti. Cancellate le maximulte fino a 1 milione di euro a carico del comandante di nave e armatore, e torna appunto l'iscrizione anagrafica per migranti in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Queste le novità più significative del decreto di riforma dei decreti Salvini. In primo piano poi c'è anche il fatto che le isole Cayman sono finite fuori dalla blacklist dell'Ecofin dell'Unione Europea, che ha depennato il paese, uno dei più aggressivi, dalla lista europea dei paesi non cooperativi. Ancora dalla prima pagina del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, il corsivo del direttore Diritto e Rovescio, la rubrichina di prima pagina appunto. Il Corriere della Sera è riuscito, dopo un lungo pedinamento, perché la scomparsa non aveva lasciato parenti, a rintracciare la foto di Giulia Maria Tripiciano, professoressa di matematica siciliana, morta a 44 anni nella sciagura di Ustica, una storia da romanzo. La professoressa, dopo aver insegnato per 10 anni a Modena Università, era riuscita a coronare il sogno della sua vita, insegnare nell'università della sua città. Quel volo, deciso all'ultimo momento, le serviva per andare a ricoprire la nuova cattedra, una dura carriera la sua. Per 10 anni aveva insegnato alle superiori siciliane, poi si sradica, perché vince il posto di assistente ordinario di analisi all'Università di Modena, dove ottiene poi la docenza di matematiche complementari. Un percorso di questo genere oggi i giovani non lo accettano più, commenta Magnaschi. Se sono bravi se ne vanno subito all'estero, dove il merito è riconosciuto più facilmente. Se vogliamo che ritornino non dobbiamo farli scappare, in caso contrario ritornano coloro che all'estero non ce l'hanno fatta, scrive Italia Oggi in prima pagina. Marino Longoni a pagina 2 si occupa invece delle riforme fiscali, il massimo gettito col minimo sforzo è l'obiettivo delle ultime riforme. Di solito chi fa le riforme lo fa per risolvere
problemi suoi, non di coloro che le dovranno applicare. Anche la riforma fiscale di cui si comincia a discutere non sfugge a questa perversione. Al momento, scrive il direttore di Italia Oggi 7, sono state lanciate alcune idee che potrebbero essere inserite in legge di bilancio. Riordino agevolazioni, revisione aliquote IRPEF, riforma scadenze fiscali che per i titolari di partite IVA in nome della semplificazione trasformerebbe la loro dichiarazione annuale in 12 dichiarazioni mensili. Si tratta di una semplificazione solo per il Ministero dell'Economia, che così potrebbe contare su un flusso costante di liquidità. Un po' meno per le imprese, che in un momento difficile come questo verrebbero prosciugate della cassa prodotta mese per mese. Molto meno per i commercialisti, che dovranno dotarsi di strumenti informatici sofisticati e monitorare costantemente flussi di cassa e rapporti col sistema tributario. Da quello che è dato comprendere, i commercialisti dovrebbero integrare i dati inviati dall'Agenzia delle Entrate al contribuente con precompilati di derivazione dal flusso delle fatture elettroniche con rispettivi telematici, quindi con i costi non rilevanti ai fini IVA e non in possesso dell'Agenzia delle Entrate in corso d'anno a partire dai costi del personale, naturalmente in nome della semplificazione. In realtà, osserva Longoni, tutte le riforme realizzate negli ultimi anni e tutte quelle che sono in discussione in questo momento hanno l'obiettivo principale di garantire il massimo gettito col minimo sforzo da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia. Fatturazione elettronica, limiti ai contanti, uso delle banche dati, 730 precompilato, ora anche intelligenza artificiale, dichiarazione dei redditi mensile, abbandono del principio di competenza economica, tutto va in questa direzione, cioè facilitare Agenzia delle Entrate e Ministero. Ma non essendo elegante mettere in mostra le motivazioni reali, si è cercato ogni volta un travestimento per rendere accattivante la riforma. E si è parlato di modernizzazione, semplificazione, velocizzazione, lotta all'evasione. Di solito funziona, scrive Marino Longoni su Italia Oggi. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Come detto in precedenza, per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera abbiamo con noi Giulio Centemero, capogruppo della Lega Commissione Finanze. Buongiorno Giulio. Buongiorno a te direttore e buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Allora, giornata parlamentare di ieri sulla quale tu sei intervenuto ieri con un commento, però siccome abbiamo appena finito di leggere un bel pezzo di Marino Longoni su Italia Oggi a proposito di riforma fiscale di cui si comincia a discutere, io te lo chiedo subito perché abbiamo letto con gusto, devo dire, l'opinione di Marino Longoni, il quale dice riforma fiscale. Di solito si parla di modernizzazione, semplificazione, velocizzazione, lotta all'evasione. Sono tutte balle, perché per esempio nella legge di bilancio del 2021 sarà previsto, oltre al riordino agevolazioni, revisione aliquote IRPEF, anche la riforma delle scadenze fiscali per le partite IVA. Si parla di semplificazione e si trasforma la dichiarazione annuale in 12 dichiarazioni mensili. All'insegna della complicazione della vita per i contribuenti e per i commercialisti e della facilitazione della vita per l'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia, perché le riforme ammantate di nobili ideali chi le fa per risolvere problemi suoi, segnatamente l'amministrazione pubblica in questo caso. Sei d'accordo? Io sono totalmente d'accordo Giulio, sono totalmente d'accordo e l'Italia in questo momento corre un gravissimo rischio. Non voglio ricordare figure filosofiche, però la metafora che usava spesso Umberto Bossi mi torna utile, è quella del Leviatano di Hobbes, no? Cioè lo Stato ultimamente sta diventando troppo presente
troppo presente in tutti gli aspetti della nostra vita. A prescindere dalle misure anti-Covid, su cui non voglio esprimere commenti o giudizi perché non è questa la sede e preferisco concentrarmi su quanto concerne la mia commissione, però vediamo che in economia c'è uno Stato sempre più presente che però non aiuta le imprese ad andare sul mercato come dovrebbe essere e come era in passato in Italia, perché è giusto dirlo, comunque governi anche di segno opposto non hanno mai, tranne il caso magari dell'IRI, ma molto in passato, non hanno mai spinto così tanto lo Stato nell'economia. Invece ci ritroviamo con dei soggetti partecipati dallo Stato che competono su mercati buttando fuori dal mercato aziende private. Un esempio può essere Amco, per esempio, che sul mercato degli NPL va dove non è necessario salvare banche, quindi non rispetta lo scopo per cui è stata creata e per cui secondo me lo Stato può partecipare nell'economia. Segnatamente riguardo alla riforma fiscale è vero, nel senso che allora lo smart working spesso per la pubblica amministrazione. Ti abbiamo perso. Non so se è caduta proprio la linea, vediamo di riconnetterci con Giulio Centemero. Intanto, aggiornamento rapido dalla prima pagina dell'agenzia ANSA in questo momento, boom di casi negli Stati Uniti di coronavirus, superano quota 7 milioni e mezzo, i morti 210.886. Per Fauci il focolaio alla Casa Bianca si poteva prevenire, così l'ANSA. Chiudiamo parentesi e torniamo con Giulio Centemero. Giulio. Sì, eccomi, è caduta la linea. Sì. Comunque, stavo dicendo, nella pubblica amministrazione spesso lo smart working si è trasformato in no working. Ti faccio un piccolo esempio, se ante Covid aprire un codice fiscale, neanche una partita IVA, aprire un codice fiscale necessitava di 2 ore, 3 ore, cioè uno prendeva, andava in agenzia delle entrate senza nemmeno appuntamento o con l'appuntamento e se lo apriva. In questo momento ho dovuto aprire un codice fiscale e ci ho messo 3 settimane, dovendo prendere appuntamento in un'agenzia delle entrate periferica. Io abito nella città di Milano e appuntamenti non ce n'erano. Cioè, quindi diciamo che lo Stato si sta prendendo troppo spazio. Poi è vero quello che dice Longoni, si sta passando da un principio di competenza a un principio di cassa, pagamenti mensili, facilitazione per chi fa i controlli, non per chi deve fare dichiarazioni, tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere. Cioè si parte anche dal principio purtroppo sbagliato, e lo stiamo vedendo anche a livello politico, che sei colpevole fino a prova contraria, che invece nelle democrazie occidentali sei innocente fino a prova contraria. Ci stiamo allontanando sempre di più da un modello occidentale, da un modello liberale, per andare verso un modello, non dico totalitario perché non siamo ancora a quel punto, però insomma tutta questa presenza, discrezionalità dello Stato, tutti questi governi non eletti fanno mal sperare per il futuro del Paese, fanno veramente mal sperare. Allora, Stato troppo presente, ma ieri parlamentari troppo assenti, no? Tu hai parlato di maggioranza ai ferri corti e di governo così preoccupato per le sorti dell'Italia che in aula la maggioranza ha fatto sospendere la seduta per mancanza del numero legale, dietro le beghe di bottega tra PD e 5 Stelle. Esatto. La sintesi del quadro politico, però nonostante questo, questi rimangono esattamente dove sono. Soprattutto per questo, perché a prescindere da quelli che sono i risultati elettorali delle elezioni comunali o comunque locali, dove si ragiona su logiche ben diverse rispetto a quelle politiche, però è chiaro che a livello, e che comunque non vanno sottovalutate, perché vediamo che anche negli Stati Uniti la stessa strategia del Partito Repubblicano si fonda molto sui governatori degli stati, anche se in Italia se ne legge poco perché ci si concentra solo sul governo nazionale, il che è un gravissimo errore. Lo dico anche ai commentatori che magari sono all'ascolto. Detto questo, è vero,
cioè ormai anche da parte della maggioranza stessa, da parte dei parlamentari di maggioranza stessa, c'è una scarsa considerazione del Parlamento. Cioè io non credo che l'assenza del numero legale di ieri nasca da una volontà di qualcuno della maggioranza di far mancare il numero legale, anche perché abbiamo visto le dichiarazioni di fuoco e parziali ammissioni di colpa da parte per esempio di Emanuele Fiano. Io credo che ormai ognuno per sé in questa maggioranza, cioè i singoli parlamentari o la maggior parte degli stessi tirano a campare perché la situazione chiaramente è tale per cui se si andasse al voto il Movimento 5 Stelle scomparirebbe o quasi. Abbiamo visto che cominciano le beghe interne con gli scambi su Twitter, Facebook, i social media. Quindi in una repubblica parlamentare il Parlamento decide poco o nulla, gli stessi parlamentari di maggioranza sono convinti di non incidere. Ieri so che ci sarebbe stato un vertice segreto Di Maio, Conte, Renzi, tant'è che il CDM sul DPCM è stato rimandato. Cioè, noto tante difficoltà, ma tanto attaccamento alla poltrona che però minano un po' anche il sentiment che dell'Italia si ha dall'estero. Cioè, un tempo eravamo comunque avversari della sinistra, ma si parlava di una sinistra capeggiata da Romano Prodi o da Walter Veltroni, comunque persone, o anche lo stesso Rutelli, persone che avevano una visione magari diversa dalla nostra, ma avevano una visione democratica e avevano senso delle istituzioni, non dico dello Stato, dico delle istituzioni. Adesso ci ritroviamo davanti a qualcuno che a mio avviso ha senso solo del portafoglio, cioè, e il monito, che se vogliamo, della propria sopravvivenza politica o finanziaria. Però il monito che lancio un po' a tutta la politica, quindi noi compresi, è che dobbiamo avere delle solide basi culturali, che dobbiamo, a mio avviso, direttore, quello che fa la mattina è una cosa importantissima, tutte le mattine, la rassegna stampa. Secondo me, come Lega abbiamo presentato ed abbiamo fatto approvare un progetto di legge, prima firma Capitanio, seconda Centemero, sull'educazione civica. Un elemento fondamentale che deve tornare nelle scuole, nella vita quotidiana di tutti, è la lettura dei quotidiani, secondo me. Lo sviluppo di media come la radio, cioè lo sviluppo di discussioni anche in classe dopo aver letto i quotidiani, che possono essere anche commenti di segno opposto, ma dobbiamo tornare a sviluppare il senso critico. La mia professoressa di latino e greco lo faceva sempre. Faceva bene, ma faceva benissimo. Partendo dalle opere letterarie del latino e del greco per arrivare all'attualità. Bellissimo, lo ricordo ancora. Beh, ma se tu, la mia professoressa di latino, purtroppo non ho fatto il classico ma lo scientifico, non so, ci leggeva Catone e diceva lo paragoneresti a un personaggio attuale, e lei lo paragonava a Bossi ai tempi, per esempio. Pur essendo lei non di sinistra, però non c'entra. L'importante è sviluppare il senso critico, riprendere a fare analisi serie, altrimenti rischiamo di diventare uomini sandwich di idee di altri che non sviluppiamo noi. E questo ricorda tanto 1984, Orwell o simili. Allora Giulio, abbiamo pochi minuti, io voglio toccare però altri due argomenti, seppur così un po' velocemente, tra quelli dei quali ti sei occupato. Allora intanto, come sappiamo, come molti sanno, tu sei molto sensibile alla causa armena e in questi giorni stiamo leggendo, poco per la verità, di quanto avviene in Nagorno-Karabakh, no? Allora ne parleremo peraltro qui nella nostra rubrica Zoom di Antonino Danna dalle 10.30, non so esattamente quale giorno, ma uno dei prossimi giorni, con Antonia Arslan, che tutti sanno,
scrittrice, autrice della masseria delle allodole e di tanti altri testi sulla vicenda armena, e con Pietro Del Re, se ci riusciamo, l'inviato di Repubblica, che sta raccontando, tra i pochi, sta raccontando quel che avviene in Armenia. Avrei visto i suoi articoli su Repubblica in questi giorni, no? Ecco, allora, di questo parleremo a parte, però un commento te lo chiedo, anche sul fatto che, come dicevi poco fa, discutere, confrontarsi, eccetera, ma la vicenda del Nagorno-Karabakh, che se tu guardi una cartina è impressionante, no? Perché è un piccolo stato, è come Israele sostanzialmente, per certi versi, è un piccolissimo stato l'Armenia, e il Nagorno-Karabakh, a maggior ragione ancora più piccolo, circondato dai nemici sostanzialmente, no? Turchi, azeri, eccetera. Quindi già a colpo d'occhio la situazione è difficile, soprattutto quando le aggressioni si scatenano apertamente e apertamente patrocinate dalla Turchia di Erdogan. Un commento te lo chiedo. E poi c'è un'altra notizia che mi ha colpito in relazione al tuo impegno anche parlamentare, cioè l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, Monte Paschi Siena, una vicenda scandalosamente ancora irrisolta da un punto di vista sostanziale, no? Non dico giuridico, non dico anche solo economico, bancario e finanziario, ma umano innanzitutto. Allora, due commenti rapidissimi. Anche se sono questioni delle quali potremmo stare a parlare tutta la mattina, ovviamente. Sì. Allora, in poche parole, chiaramente la questione armena e Nagorno-Karabakh, da un punto di vista, qui parlo da un punto di vista sia geopolitico che umano. Dal punto di vista geopolitico, l'Armenia è già divisa in due storicamente tra occidentale e orientale, quindi tra quella che stava nell'impero ottomano e quella parte che stava nell'impero russo, ha perso tutta la parte dell'impero ottomano, no? Dopo gli accordi Sykes-Picot, dove le potenze imperialiste colonialiste occidentali si sono spartite l'impero ottomano. Dopodiché nell'impero sovietico che cosa è successo? Che Nakhchivan, zona storica armena abitata da armeni, è stato ceduto allo Stato sovietico dell'Azerbaigian. Nakhchivan confina con l'Iran e la Turchia, perché Stalin voleva esportare la rivoluzione sovietica anche in Turchia, quindi i soldati dell'Azerbaigian sovietico hanno distrutto tutti i segni della cristianità e della presenza armena per tentare poi di convertire gli altri turcofoni, quindi i turchi veri, e gli azeri hanno derivazione turcofona ma non sono turchi, in più sono sciiti e i turchi sono sunniti, nella maggioranza, poi ci sono anche cristiani e altre religioni, però prevalentemente sunniti. Operazione non riuscita. Inoltre venne ceduto un altro oblast, che era quello del Nagorno-Karabakh, dove però tutta la popolazione è armena, parla un dialetto armeno, si parla di 50.000, 100.000 persone, niente di eccessivo, ma alla luce di quello che sta avvenendo alle altre minoranze nella Repubblica dell'Azerbaigian, è chiaro che questa popolazione armena ha voluto un'indipendenza che poi è stata solo de facto, perché non è stata riconosciuta. Perché? Perché dal 1969 governa la famiglia Aliyev con una politica nazionalista, in più si erano verificati dei pogrom. Poi le violenze ci sono state su entrambi i lati, ma ed è evidente che per una minoranza è difficile vivere in uno Stato dove la politica è nazionalista e dove c'è una dittatura, perché di questo parliamo. L'escalation di questi giorni, secondo me, dimostra un po' anche Aliyev mi ricorda un po' i regimi argentini quando hanno voluto andare a prendersi le Malvinas, le Falklands, per far dimenticare alla propria popolazione della crisi economica che sta avanzando. C'è una cosa, Giulio, permettimi di intervenire, una cosa che non ho capito, perché Israele a quanto pare sta appoggiando gli azeri e non gli armeni, in sintonia con la Turchia. Sì. Israele si dice che prende il petrolio per interessi petroliferi, ma insomma sono tanti i produttori di petrolio al mondo. No, secondo me c'è un po' di narrativa, nel senso che alcuni produttori di armi israeliani hanno venduto armi e armamenti all'Azerbaigian, però credo che si limiti a questo, anche perché i commenti della comunità ebraica italiana vanno in un'altra direzione, mi sembra. Io non credo che ci sia un appoggio geopolitico alla Turchia da parte di Israele, anzi in questo momento c'è un'attenzione particolare anche alla luce di quello che sta avvenendo nel Mediterraneo orientale e nel Libano. Quindi è vero anche che c'è una minoranza ebraica in Azerbaigian e i cosiddetti ebrei di montagna
comunità si sta lamentando perché le minoranze sono mandate al fronte per una guerra che non interessa loro dal dittatore al leader. Quindi non c'è un vero e proprio rapporto di supporto ufficiale, ma c'è qualcuno che ha venduto gli armamenti, quindi c'è un interesse economico e forse c'è una non volontà di aperto appoggio per proteggere la minoranza ebraica, ma non vedo un appoggio sistemico, anzi. Mentre invece, quindi secondo me dimostra tutta la miopia della leadership azerbaigiana, perché potevano tenersi una situazione de facto tranquilla, dove l'Azerbaigian, pur avendo delle riserve scarse, le sta comunque esportando, mi riferisco al gas naturale, grazie anche al divieto imposto da parte dell'amministrazione democratica degli Stati Uniti nei confronti dell'Italia, della Bulgaria e degli altri stati su questo corridoio, di costruire South Stream con idrocarburi provenienti da Russia. È vero che il mondo poi sta andando verso il green, ci vorranno degli anni, ed è vero anche che le riserve del Caspio sono molto limitate e quindi non basteranno per i prossimi 20 anni in Italia, per esempio, o nel resto dell'Europa occidentale. Quindi il commento è questo dal punto di vista geopolitico, miopia della leadership azerbaigiana, che ci sta mettendo in piena difficoltà, che sta importando jihadisti, che si sta mettendo dalla parte totalmente sbagliata della storia dell'opinione pubblica, perché nel momento in cui prendi dei mercenari, prendi i tagliagole dell'ISIS, allora vuol dire che hai torto alla luce di qualsiasi elemento. Dall'altro lato c'è un lato umano, cioè l'Azerbaigian sta usando armi vietate dalle convenzioni internazionali nei confronti della popolazione civile armena, mentre dal Nagorno-Karabakh sono partiti degli attacchi mirati su strutture militari, come l'aeroporto di Ganja, che è stato completamente distrutto, da cui partivano droni e aerei militari per attaccare Nagorno-Karabakh e, ahimè, anche dei droni che andavano ad attaccare l'Armenia. Poi l'altro commento era su David Rossi. Sì. È stata votata, incardinata una PDL in un progetto di legge per la costruzione di una commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Non spenderei troppe parole se non per dire che alla luce del fatto che la verità ancora non è venuta a galla, nonostante le inchieste siano state portate avanti in Italia, quindi parliamo di fatti diversi per esempio rispetto a quelli su cui indaga la commissione d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, dove insomma tutto è avvenuto in un altro paese ed è molto difficile anche andare a recuperare gli atti. Non si ha ancora una verità, abbiamo incardinato questa PDL, la commissione diventerà attiva e spero che darà alcuni frutti. MPS è nell'occhio del ciclone anche dal punto di vista finanziario, è la famosa banca legata alla sinistra e è una banca che esisteva dal Medioevo, è arrivato il PD e l'ha fatta chiudere in sintesi. Ora sarà tutta a carico dei cittadini e dei contribuenti la risoluzione di questi problemi, l'acquisto e ricollocamento degli NPL e via discorrendo. Quindi ci sono due piani. Io noto una certa fretta da parte di questo governo di chiudere il tema NPS. Una fretta che non giustifico, che non capisco, anche perché lo stesso management ha lasciato trapelare il fatto che ci vorrebbero almeno 2 anni per fare un piano industriale serio o quant'altro. Forse il PD vuole chiudere una brutta pagina di storia sua, il PD sempre attento invece a inventare brutte pagine di storia nostre campate per aria. Allora, ti ringrazio Giulio per questa conversazione. Visto che hai parlato di brutte pagine campate per aria, mi corre l'obbligo di citare anche la tua precisazione in relazione al fatto che sei stato citato su alcuni giornali e altrove rispetto a operazioni che la Guardia di Finanza starebbe verificando in relazione alle indagini di cui abbiamo parlato anche in rassegna stampa, naturalmente in questi giorni, sui commercialisti di Ruba e Manzoni e altro, e il partito, insomma, messo in mezzo alla Lega. Tu hai ricordato che non solo operi a luce del sole, ma sotto un doppio controllo: commissione di garanzia parlamentare composta da magistrati contabili e società di revisione.
esterna. Anzi, tu dici di attendere dettagli per chiarire i movimenti segnalati e che vuoi affrontare questi temi seriamente, rispettando le indagini e evitando fughe parziali di notizie che servono solo per elucubrazioni. Così ho riassunto, credo, quello che tu hai precisato. Sì. C'è da dire qualcosa in più rispetto a ciò che hai letto e visto anche tu sui giornali? Hai letto il mio comunicato stampa, quindi va bene così. C'è da dire qualcosa in più? Sì, nel senso che tutto quello che abbiamo fatto come Lega l'abbiamo fatto seguendo la norma e soprattutto sotto il controllo di due enti che ci controllavano, quindi da una parte la società di revisione esterna, cosa predisposta da una norma che è il decreto 149 del 2013 che regola la vita dei partiti da un punto di vista contabile e di trasparenza, e anche da una commissione di garanzia istituita presso la Camera dei Deputati e composta da magistrati della Corte dei Conti, a cui dobbiamo consegnare non solo la contabilità, non solo i bilanci, ma anche tutte le pezze giustificative in copia, sia cartacea che informatica, praticamente dei CD-ROM, tutti gli anni. Quindi questi fanno delle verifiche anche sostanziali. Se ci fosse qualcosa che non va, lo avrebbero già sollevato, e invece non è stato sollevato nulla. Cioè, a me sembra, per citare Shakespeare, tanto rumore per nulla, o meglio per nulla, per screditare la Lega sostanzialmente, anche perché io sono in grado di giustificare qualsiasi azione che ho portato avanti da un punto di vista contabile, amministrativo, finanziario, e non c'è stato assolutamente riciclaggio o reati che ci imputano. Mi dispiace solamente che una certa stampa non ci dà nemmeno diritto di replica e segnatamente alcuni giornalisti mandano un'email la sera alle 11 chiedendo una risposta su tanti punti difficili da discerare e mandano appunto via mail entro, non so, mezzogiorno e il giorno dopo, di fatto non dandoci il diritto di replica. E soprattutto se fossimo negli Stati Uniti, in una seria democrazia occidentale, non andrebbero in onda certe trasmissioni che mescolano date, fatti e persone in maniera confusa al solo scopo di creare tanto fango che poi non si sostanzia in nulla. Però questo crea un clima avvelenato e mi domando perché questi controlli, questa attenzione non ci sia sui conti di altri partiti che hanno percepito molto più finanziamento pubblico di noi, molte più erogazioni liberali di noi, che hanno cominciato dopo di noi a farsi revisionare il bilancio. Cioè, capisci, mi sembra che ci siano due pesi e due misure, soprattutto da parte di certa stampa che poi mette un clima avvelenatissimo. Allora, chiaro la tua precisazione, io ti ringrazio, grazie a Giulio Centemero, buon lavoro, buona giornata. Grazie Giulio. a voi e buon lavoro. Qui Parlamento. E qua siamo pienamente a Versailles con i nostri compleanni del giorno di oggi, 7 ottobre, ma del 1698 nasceva a Verdun in Francia Henri Madin, compositore della Cappella Reale francese, qui il Te Deum per le vittorie di Luigi XV, del re di Francia. Tuttavia, oggi nasceva anche qualcun altro naturalmente, sempre nel mondo della musica.
Non è Morricone, ma Marco Edward Beltrami, nato a Long Island, New York, il 7 ottobre, ma del 1966. Compositore statunitense di padre italiano, madre greca, autore di colonne sonore cinematografiche. Questo era Quel treno per Yuma con Russell Crowe. Mentre il 7 di ottobre, ma del 1996, nasceva a Glasgow, in Scozia, Lewis Capaldi, cantautore, polistrumentista, diventato famoso con il singolo Grace nel 2018. Nel 2019 pubblica il suo album di debutto anticipato da una hit planetaria, Someone You Loved, che ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche americane e statunitensi, che è conosciuta, credo, da tutti. Con Lewis Capaldi ci salutiamo con i compleanni in musica. Giulio Cesare Carnelli poi mi suggerisce invece purtroppo un opposto del compleanno, cioè la morte di Eddie Van Halen ieri, leggendario chitarrista, fondatore della band hard rock dei Van Halen. Ne ascoltiamo un pezzo dopo la pausa. E prima di aprire la rubrica di Carlo Cambi, gli scorretti, a tra poco.